Buongiorno, buongiorno. Ho aperto con queste immagini strazianti per far capire che se qualcuno non interviene, anche noi faremo quella fine là, solo cemento, poca acqua, avete visto già la Sicilia, qui siamo pieni d'acqua ma arriverà ancora la siccità, perché non si interviene su cose importanti, sugli acquedotti ad esempio. Abbiamo acquedotti che sono colabrodo, siamo un paese circondato dall'acqua e non abbiamo acqua in tante regioni, specialmente del sud, ma la siccità può arrivare anche qua, oppure può arrivare tanta acqua e devastare il territorio. Però quello che si nota è questa povera gente che magari prende i barconi per migliorare la sua qualità di vita, perché non ce la fanno più, sono anche giovani, e non solo, sono anche bambini, sono donne, e magari poi qualcuno di loro dona qualcosa del suo corpo quando muore, però non si può sapere. Qualcuno non ne vuole neppure parlare, perché magari se qualcuno sa che il cuore o il fegato o il rene o qualsiasi altro organo è di una persona diversa, di una persona di colore, magari si rifiuta, chissà. Io vorrei proprio invece parlarne di queste cose, perché bisogna iniziare anche a parlare. Come parleremo delle morti sul lavoro, numeri impressionanti, incredibili, ma abbiamo visto anche aziende recentissimo. Vi ricordate quel grande supermercato, cosa hanno trovato dentro? C'è ancora un'inchiesta in corso, non si sa neppure i nomi di chi lavorava all'interno, oppure il caporalato. Ma c'è un silenzio assordante. Poi ne pagano le conseguenze queste famiglie, queste donne che rimangono senza i mariti, queste madri che rimangono senza i figli per un dolore che non passerà mai. Io sono rimasta esterrefatta di quell'intervento crudele di questo uomo, di questo imprenditore che ha caricato sul camion il corpo, l'arto, l'ha scaricato davanti alla casa di questo uomo, di questa famiglia, pensate, 5 anni che era indagato nel silenzio totale. Ci vuole il morto perché ci faccia qualche passo in avanti. Vedremo cosa ne diranno le mie graditissime ospiti che abbiamo con noi. Abbiamo Flavia Petrin, Presidente Nazionale AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule. Grazie Flavia Petrin di essere qua, veramente ti ringrazio Presidente per capire l'importanza delle parole che dirai questa mattina e perché ho aperto con questo servizio. E saluto anche Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, presidente dell'associazione in memoria di Mattia Battistetti, che sta continuando a lottare, a battagliare, perché sapete il tempo è terribile, col tempo qualcuno dimentica, invece lei non dimentica. Lei sta continuando a lottare per avere giustizia, una giustizia non si sa quando arriverà, ma lei e la sua famiglia ci credono nella giustizia, prima o poi qualcuno si deciderà a dire cosa è successo. Allora partiamo proprio da Flavia Petrin. Allora Presidente, grazie intanto di essere qui. Cosa ci vuoi dire? So che ho aperto con parole forti, ma bisogna anche iniziare a parlare di queste cose, perché sennò io sono convinta che qualcuno magari non sa neppure. Prego Presidente. Allora, intanto buongiorno Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti e grazie per questa grande opportunità che sempre ci offri. Mirella, hai aperto con un argomento importante, la donazione di organi. Beh, intanto vorrei dire che l'anno 2023 è stato un anno eccezionale. Abbiamo superato per la prima volta le 2000 donazioni e abbiamo superato ampiamente per la prima volta le 4000 donazioni. E l'anno 2024 sta registrando ancora un 8% in più di donazioni e un 13% in più di trapianti rispetto al 2023, che è stato già un anno eccezionale. In queste donazioni noi abbiamo anche cittadini stranieri. Beh, guarda, una cosa che voglio dire a tutti è che i cittadini stranieri hanno una modalità diversa per dire di sì. Normalmente in Italia o la persona in vita ha espresso la sua volontà oppure si chiede ai familiari. Con le comunità invece straniere il più delle volte si deve chiedere alla comunità, all'imam, in questo caso, visto l'esempio che tu avevi fatto, Mirella. Però ecco, devo dirti che gli stranieri donano come gli italiani e questo è un dato molto confortante. Guarda,
Io sono in contatto con le comunità islamiche, avevo fatto un incontro anche qui a Mestre alcuni anni fa, e devo dirti che loro la cosa che vogliono fare è quello di testimoniare anche con la donazione il bene che hanno ricevuto. Per cui ecco, io vorrei dare questo messaggio. Le comunità straniere diciamo, sicuramente creano problemi perché l'integrazione non è avvenuta in maniera seria, in maniera positiva, però ecco, dall'altro canto abbiamo veramente molti cittadini che si danno da fare, che veramente contribuiscono a fare lavori che magari gli italiani non vogliono più fare, e anche, ti ripeto, nel campo della donazione si assiste a questo fenomeno che loro comunque dicono di sì. Presidente, un'altra cosa volevo chiederti, tu che parli appunto con i giovani, con i meno giovani, qual è la domanda che fanno più spesso? Cos'è che chiede un ragazzo o un diversamente giovane, un familiare naturalmente, quando donano? Ecco, cosa chiedono? Fanno delle domande oppure c'è questa donazione e chiuso? Allora, guarda, ormai abbiamo superato il 20% delle persone che si sono espresse, per cui se la persona si è espressa in vita, la famiglia, voglio dire, non ha questo onere, che è sicuramente molto doloroso nel momento della donazione. Devo dirti che a volte ci si trova con famiglie che di questo argomento non se ne è mai parlato, ma allora si fa anche qua un accompagnamento alla famiglia. Magari gli si chiede: ma è stato un donatore di sangue, è stato un donatore che comunque ha fatto del bene per gli altri, magari ha lavorato per la sua parrocchia, per la sua comunità, per cui ecco, si cerca di capire nella vita del possibile donatore se in qualche maniera è stato una persona, diciamo, solidale con gli altri. E quando abbiamo queste persone, guarda, dire di sì alla donazione, almeno qui in Veneto, è veramente importante. Ecco, vorrei dire che il Veneto è una delle regioni che è un fiore all'occhiello nel territorio nazionale, sia per donazioni che per numero di trapianti eseguiti. Fate conto che nel 2023 siamo stati la seconda regione per numero di donatori dopo l'Emilia Romagna e seconda per trapianti effettuati solo dopo la Lombardia, che sicuramente è una regione che ha tanti centri trapianto. Per cui siamo in una regione veramente molto solidale. Per cui queste sono le domande che ti fanno. Devo dirti, guarda, che i giovani che noi incontriamo nelle scuole sono molto pratici, e la cosa che ti dicono è: sì, guarda, io dono perché tanto comunque vanno buttati via. Ok? Ecco, non utilizzo la terminologia che usano i giovani, perché a volte sono veramente crudi, ma danno l'idea del perché loro sono a favore della donazione. Guarda, in AIDO negli ultimi 10 anni oltre il 50% delle iscrizioni che noi riceviamo sono di giovani under 35, proprio a testimoniare che i giovani sono molto aperti. Diciamo che sono meno aperti, se vuoi, le persone a mano che andiamo avanti con l'età, ma non perché non sono solidali, Mirella, perché pensano che con l'età non si possa più essere donatori. E invece, voglio dire, nell'anno 2023, io faccio sempre riferimento all'ultimo anno, oltre il 50% dei donatori sono persone over 65, per cui vuol dire che ci sono sessantenni, settantenni, ottantenni, novantenni che donano e che veramente danno una possibilità di vita importante a chi riceve questo dono. Per fortuna non abbiamo più i giovani, perché con l'avvento del casco abbiamo avuto meno giovani che sono arrivati, diciamo, alla donazione. Per cui questo è il messaggio che voglio dare. Guardate che si può essere utili sempre. Non ponetevi problemi se avete malattie, se avete una età avanzata, eccetera. Se siete favorevoli alla donazione, dite di sì. Poi ci penseranno i medici al momento del decesso a verificare se quella persona è idoneo per la donazione. Allora, Presidente, tu sai quanto io credo alla comunicazione, a parlare. Io penso di essere stata una delle prime che ha chiesto a tutti voi di fare squadra, di andare di più a contatto con le persone, cercare di essere anche uniti come associazioni per portare avanti questa conoscenza, questo messaggio importante
Non a caso la Presidente Flavia Petrin ha detto il 2023 è stato un anno ottimo, continuiamo, ma soprattutto ha detto una cosa importante, il Veneto dona molto. Ma perché? Perché abbiamo parlato molto, vi siete esposti molto nelle piazze, incontri, avete girato. Prima si faceva poco, Presidente, lo sai come la penso, io ho il coraggio di dirlo. Si faceva un qualcosa ma non bastava. Non bastava perché la gente ha bisogno di toccare con mano, di capire. Tanto è vero che anche ieri si parlava di stomie e nelle piazze c'erano questi importanti camper che spiegavano cos'è una stomia. Ma paura di parlare di questo, anche di questa cosa, un po' alla volta ci arriviamo e io sono convinta che grazie proprio a questa informazione, a questo tantan a tappeto che state facendo tutti per far capire l'importanza della donazione, di non aver paura, di conoscere quello che incontrerai o quello che non incontrerai, perché questo è quello che abbiamo bisogno, perché noi vivevamo con comandi, scusa e mi non vo combatta. Campanili e piccoli campanili. No, non possiamo. Siamo una regione meravigliosa, in un stato meraviglioso che tutti ci invidiano. Io penso che l'importanza è quella di fare squadra, di far sentire che ci siamo, che il mondo veramente del volontariato c'è e che se si unisce non ha paura di nessuno. Questo è quello che penso, Presidente, e lo sai che io andrò avanti su questa strada. Però adesso voglio parlare e vorrei mandare anche le immagini, cosa è successo ieri a Conegliano, di questa mamma, di questa famiglia che continua a lottare per cercare di avere giustizia, per cercare di capire cosa è successo, quel momento drammatico a questo adorato figlio. Allora Monica, ecco, grazie di essere qui, Monica Michelin, e soprattutto ti ringrazio per questa forza, per questa enorme veramente energia che stai cercando di tirare fuori nonostante un dolore che lei è un dolore che voi non avete idea quanto grande è di questa mamma e di tante mamme, ma soprattutto la voglia di lottare. Prego Monica, allora vediamo anche le immagini della panchina ieri a Conegliano. Prego Monica. Allora intanto buongiorno Mirella, buongiorno alla Presidente Petrin e a tutti i tuoi ospiti e grazie dell'opportunità. Ieri siamo stati a Conegliano dove in collaborazione con l'amministrazione comunale, con alcune autorità civili e anche militari, abbiamo dato inaugurazione a questa panchina bianca nel Parco di Re Leone. È stata veramente una giornata, come tante altre che stiamo ormai contando, ricca di grandi emozioni. Per noi vedere tutte queste persone, e abbiamo proprio respirato una grande sensibilità, ci ha riempito il cuore. Ecco. Andiamo avanti, abbiamo fatto anche questo evento proprio per tenere alta la memoria di nostro figlio, ma non solo di nostro figlio, perché tu sai Mirella, noi con la nostra associazione stiamo combattendo perché non ci siano altri Mattia che partono al mattino e non fanno più ritorno a casa per andare al lavoro. Ecco. Non è possibile che ogni giorno nel nostro paese, dove al primo articolo della Costituzione si dice fondato sul lavoro, 3 o 4 persone muoiano sul posto di lavoro, muoiono non per negligenza, non per fatalità. Io Mirella, questo tu lo sai, non ci credo, non è vero. Muoiono perché tanti datori di lavoro non rispettano le regole sulla sicurezza, a loro basta il profitto, basta il denaro, produrre. Questa è la parola d'ordine. Ecco. E l'ho detto anche ieri, l'auspicio che noi abbiamo è che la morte di Mattia, appunto, come dicevo prima, non sia stata vana, ma possa essere d'aiuto perché altre persone si possano salvare, altri imprenditori, conoscendo la nostra storia, abbiano a cuore tutto quello che noi stiamo facendo per cercare di aiutare le altre persone e per cercare soprattutto che non ci siano più morti sul lavoro. È una piccola goccia in un oceano, però speriamo che anche questa piccola goccia sia importante. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo.
Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Rivedo con piacere la mamma di Mattia, che la rivedo con molto piacere. E volevo dire che è mamma di Mattia. Finché siamo sopra la terra, chi che ha partecipato alla disgrazia di Mattia, lo avremo sempre nel cuore, non ci dimenticcheremo mai, perché è una roba che è come il nostro figlio, mica di tanti anni. Vedo una roba del genere, di Mattia mi ricordo sempre, perché mi viene sempre in mente, è una roba che da strasciare il cuore di tanta gente, compagni di noi altri, compagni, gente a livello, insomma, vabbè, ma è una roba dopo che abbia ancora da avere un risultato, giustizia e quello che è successo, è ancora più vergognoso. Dovremmo andare in strada, dimostrare queste robe, ma non col cartelletto, andare in strada a migliaia di persone, perché la politica capisce queste robe, perché quando che capita loro una roba del genere, o anche a manco, i corri dagli avvocati per mettere tutto o scontri perché si dà i soldi, e quando che capita uno come dei altri, della povera gente, non c'è nessuno, e la Mirella l'abbiamo di riferimento, e basta. E ora è vergognoso. Dopo voglio dire alla signora che si occupa di donare gli organi, mi dovrebbe fare una legge così molto, cosa ti serve la domanda e domandare, ti lo dai e basta. Una volta che ti sei morto, cosa ti ne fa del corpo o del regno o della roba? Lo mette sottoterra, dai la possibilità a qualche poveretto che soffre da una vita di mettersi in piedi. È semplice la domanda, non con i filosofi, queste robe che qua. Moroni, cosa ti serve qualche tocco? Sto qua, ti do fine. Non deve essere un iter che non ti fa neanche ora a cavallo e mettere un altro perché sei massacrati. E dovrebbe essere una prassi normale. Quando ti arrivi in cimitero in sala anatomica, i dottori vanno, se ti puoi donare questo e quello, ti dottore basta, ti firmi una carta, ti fa una roba normale, che sia una prassi normale. Ma questo così va, avremo un'intelligenza artificiale che non serve niente, va bene, e sulle robe che serve non applichiamo le regole del cuore, e adesso un atto d'amore, ma creiamo problemi, domandare a gente questo, ma domandare che cosa? Se non ne so più, ti rompire una gamba, un braccio, quello che ti serve, qua, quello che ti serve, ti toi, basta, chiuso. Cara Mirella, saluto da noi a mamma e Mattia, che mi ha fatto veramente piacere rivederla. Tanti auguri a tutti noi, anche a te della signora, e anche a te, Mirella. Passa una bella domenica, sta fuori dei pensieri, divertiti. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi occhi. Caro Rinaldo, grazie Rinaldo, sei sempre gentile, ma soprattutto capire, ecco, l'importanza di conoscere a casa, come dice Rinaldo, di capire, di comprendere, perché non sempre noi sappiamo cosa succede, questo è un grave problema. Andiamo a vedere anche il video, questo video che ha mandato la Presidente Flavia Petrin, su questo video istituzionale, andiamo a vederlo. Questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Sai che cosa penso? Che se non ha un senso domani. Un senso è dire sì oggi per salvare una vita domani. Un senso è la vita che ricomincia. AIDO, il sì alla donazione di organi, tessuti e cellule. Un'altra cosa importante, Presidente Petrin, organi, ma non si parla solo di organi, si parla di tessuti e di cellule. E anche qua serve molta informazione.
perché sennò AIDO viene visto solo come donazione organi, perché poi ci dimentichiamo invece che ci sono i tessuti e le cellule. Perciò io ti ho invitato, Presidente, per far capire anche l'importanza di donare i tessuti e le cellule. Prego. Allora certo, la donazione degli organi è una donazione che fa più scalpore, perché si tratta di salvare vite, o comunque di rendere delle vite veramente molto simili a quelle delle persone che fortunatamente non hanno problemi di salute. Ma anche i tessuti sono importanti. Vi faccio l'esempio: pensate alla donazione delle cornee, persone che non ci vedevano, che tornano a rivedere, e magari sono genitori che hanno bambini piccoli, che possono vedere i loro bambini, o comunque vedere un tramonto o vedere un panorama. La donazione di cute è molto importante. Pensate che è una donazione salvavita nel caso di grandi ustioni, ma per esempio anche la donazione di valvole cardiache. Pensate che la donazione di valvole cardiache date alle ragazze giovani permette loro di avere una gravidanza, cosa che non sarebbe possibile invece se è una valvola meccanica. Per cui le donazioni di tessuti sono veramente importanti come quelle degli organi. Poi abbiamo una fortuna in più: mentre per la donazione di organi bisogna morire in particolari situazioni, normalmente in rianimazione attaccato a un respiratore, per quanto riguarda la donazione di tessuti invece la persona può anche subire un incidente, morire in strada e poter diventare un donatore lo stesso, tanto che i giovani purtroppo che muoiono di incidente stradale il più delle volte diventano donatori multitessuto, per cui non possono donare gli organi perché appunto non vogliono nelle condizioni per poter fare questa particolare donazione, però anche i tessuti diventano importanti. Molto chiara. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora Mirella, mi è arrivato un messaggio: clicca qui e riceverai 2.700 euro. Per favore donne, se siete in ascolto, fermate tutto quanto, non cliccate. Ciao, grazie. Abbiamo sentito anche, vedete, che le nostre ascoltatrici, telespettatrici fanno anche prevenzione, perché anche questo è molto importante. Come ha detto Giusy, se leggete questo messaggio nel cellulare non cliccate, per carità, non siate curiosi di capire, perché nel momento che cliccate siete già fregati. Presidente, un'altra cosa importante che volevo parlare con te è che forse anche nelle scuole, ecco, l'importanza di entrare nelle scuole, ma forse di far conoscere anche la sede AIDO, di portarli nelle vostre sedi, di capire come vi muovete, cosa vi fate, perché mi sembra che ormai ecco, questa letterina in classe li annoi un po', loro hanno bisogno di emozioni forti, di toccare con mano quella che è la realtà, la situazione. Cosa ne pensi, Presidente, di spostare l'attenzione più dove si opera? Nelle scuole, Mirella, come sai, noi facciamo tantissima attività di informazione e ringraziamo i presidi che ci danno questa opportunità. Io vi dico che nei prossimi giorni firmeremo un protocollo con tutte le associazioni del dono e anche di due donazioni di riceventi, proprio per un lavoro di squadra, perché andare nelle scuole tante volte si va insieme. E anche perché per noi il target dei giovani è uguale: il giovane 18enne può dire di sì ad AIDO, può cominciare a fare donazione di sangue, può dire di sì ad ADMO per la donazione di midollo osseo, per cui veramente il mondo delle scuole per noi è importantissimo. Guarda, io ti racconto la mia esperienza. Quest'anno ho partecipato alla festa degli sguardi nella cittadella delle superiori di Milano. È stato un evento molto bello, anche perché i giovani stessi si sono resi protagonisti, e io avevo 7 giovani del liceo che hanno fatto un percorso con me e sono stati loro a parlare con i loro compagni, ed è stato veramente molto bello, perché se sono i giovani a parlare con i giovani tu capisci che il risultato è sicuramente più importante. Poi avevo lanciato un'idea, quella per il 4 di ottobre, per la giornata nazionale del dono, che questi ragazzi potessero fare qualcosa nelle loro scuole, però purtroppo ho trovato difficoltà, ma non importa, troverò una soluzione diversa,
però ecco, a me piacerebbe che veramente le scuole si rendessero protagonisti del messaggio che le associazioni portano, perché i giovani di oggi sono il nostro futuro, per cui se noi riusciamo a coinvolgere i giovani veramente abbiamo fatto ancora di più di quello che abbiamo fatto fino adesso. Per cui un invito che voglio fare a tutte le scuole è: lasciateci entrare nelle vostre scuole, e quando vi chiediamo di poter partecipare a qualche progetto dite di sì, perché prima di tutto la scuola potrebbe avere veramente un credito anche per i futuri giovani che vogliono entrare in quella scuola, perché dire che quella scuola è aperta alla solidarietà, secondo me è un biglietto da visita che può essere veramente utilizzato nel momento stesso che nuovi giovani possono accedere a quella scuola. È vero, però cara Presidente, io ti devo dare dei numeri. Tu sai che io invito tutte le associazioni di volontariato e nonostante siano anni e anni che molti di voi, molte associazioni entrano nelle scuole, nel mondo del volontariato e dell'associazionismo mancano i giovani. Non si riesce a capire come mai, perché qualcuno è una nicchia, sì, c'è qualcuno che ha anche dei giovani, però io qua vengono i presidenti delle associazioni e i giovani del mondo del volontariato sono pochissimi. C'è qualcosa che non riusciamo a capire, io forse l'ho anche capita, a dire la verità, perché loro vogliono essere protagonisti. Prima la Presidente Flavia Petrin ha detto una frase molto importante: loro non ci girano attorno al discorso, al problema o al fatto, loro vanno subito al centro. Cosa me ne faccio? Va buttato via? Cioè non è che ci girano tanto attorno per far capire che hanno già capito come funziona. Il problema è che noi dobbiamo coinvolgerli di più, renderli partecipi in qualche maniera, non fare sempre, far sentire loro la lezioncina dagli addetti ai lavori. Loro devono parlare, essere ascoltati. Conosci? Perché non sei donatore? Perché sei donatore? Hai iniziato con la famiglia, ma dobbiamo portarli all'esterno a fare queste domande, non solo a scuola. E a scuola si fa questo, e a scuola si fa... Forse loro hanno anche bisogno di staccare dalla spina e venirvi a trovare, dico, la tua associazione, ma come tantissime altre, vedere dove siete, come vi muovete, cosa fate nel territorio, ma... tutto a scuola, troppo a scuola. Io sono convinta che li stiamo un po' annoiando, tanto è vero che si stanno allontanando, l'hanno detto i presidenti di associazione, da quello che è l'ascolto. Allora, Monica Michelin, torniamo anche da Monica Michelin per capire, vediamo ancora altre foto, poi vedremo altri video, l'importanza di fare squadra. Ecco, tu sai cosa stiamo iniziando noi da mesi a fare, grazie a Villa Margherita, che adesso è chiusa perché ci sono problemi, molti problemi idraulici, ma anche qualche politico che ha voluto veramente far del male alle fragilità, perché veramente è una cosa incredibile quello che si sente, quello che è successo. Più si guarda più la forma che la sostanza e si colpiscono le fragilità, ma non importa, noi andiamo avanti. Però l'importanza di essere uniti, di fare squadra. Uno per tutti, tutti per uno. Una volta tocca a te, una volta tocca a me, però siamo uniti. Prego Monica. Certo Mirella, e questo è un ringraziamento che ti devo per il tuo impegno e per come sei riuscita ad unire le numerose associazioni che fanno parte appunto delle associazioni, abbracciano le associazioni. È importante fare squadra, è importante condividere, è importante stare assieme. Ne approfitto proprio per lanciare il convegno che si terrà oggi pomeriggio a Villa Erizzo, a San Biagio di Callalta, convegno SOS Territorio, il fiume Piave. È un convegno secondo me molto molto importante, soprattutto in questi tempi. Ci sono importanti relatori che parleranno di questo tema e sarà anche questo un momento di confronto, come abbiamo sempre fatto, e come è utile crescere insieme, perché solo condividendo, io ho sempre detto l'unione fa la forza, vedo anche nella nostra associazione, condividendo, stando insieme, ognuno porta la sua, nel rispetto, il suo modo di pensare, il suo modo di agire,
e insieme si possono fare tante cose. Ecco. Però, Monica, volevo dirti una cosa per capire, perché io rappresento i veneti schiacciati dalla crisi. È vero che sono la portavoce di tante associazioni come capofila, però ognuno ha il proprio ruolo. Perché? Perché veneti schiacciati dalla crisi sono anche quei veneti che si vedono portare via le loro case, il loro territorio dall'acqua. Perché qualcuno non ha investito, qualcuno non ha fatto la prevenzione che doveva fare. Abbiamo sentito proprio l'altro giorno il capitano Toninato ha detto qui i fiumi bisogna dragarli, ma soprattutto io penso che è giusto iniziare a parlare e a confrontarsi per conoscere la materia. Si parla di bacini di laminazione, ma si parla anche di molti soldi che vengono impiegati perché ci sono i favorevoli, perché ci sono i contrari. Dopo ognuno fa le proprie riflessioni. Però è un momento veramente dove la fragilità del territorio deve essere discussa, ma deve essere discussa anche dalle persone del territorio, che poi questi soldi li paghiamo nelle tasse, perché li paghiamo tutti quanti noi, perché è giusto anche confrontarsi e capire. I veneti schiacciati dalla crisi, la crisi può essere anche da un'emergenza che è dalla siccità o dalla troppa pioggia o da questi fiumi, canali che non vengono dragati, questi piani urbanistici che non vengono rispettati, che crescono queste case con le taverne, dopo va tutto sotto e addio, e chi paga dopo? Chi è che paga? Quella signora che ha detto chi mi paga i danni adesso, cosa presento e ricontinua a presentare. Perciò io penso che iniziare anche a parlare e a confrontarci. Come avete sentito, Monica si occupa di sicurezza sul lavoro, la Presidente Petrin si occupa di donazioni, però nel momento che si parla di un tema che coinvolge tutti, l'unione è importante. Cosa ne pensi, Presidente Petrin, di quello che stiamo facendo? Allora, sicuramente tutte le iniziative sono importanti prima di tutto per la conoscenza, Mirella. Quello che si parlava prima, perché solo se si conosce si riesce intanto a fare scelte consapevoli e anche a dare giudizi corretti sulle cose che succedono. Tante volte invece si fanno scelte affrettate, si danno giudizi affrettati senza aver avuto il tempo di raccogliere le informazioni, e questo purtroppo è un problema della comunicazione oggi, che è adesso per adesso, o meglio adesso per prima. Veramente a me piacerebbe che ci fermassimo tutti un attimo a riflettere, prima di tutto sulla nostra vita, sulle nostre cose che facciamo. Ecco, rallentiamo un po', perché altrimenti se facciamo tutto di corsa ci perdiamo le cose importanti, prima di tutto nostre, ma anche delle persone che ci stanno vicino. Stavo leggendo adesso, così per allacciarmi alla mamma, che anche ieri pomeriggio un ragazzo di 21 anni a Venezia ha avuto un incidente e purtroppo ci ha lasciato. Queste cose non possono succedere, e quando la mamma ha detto gli imprenditori devono capire, guardate che allora in questo caso gli imprenditori, ma in tutte le cose che si fanno, tutti i cittadini devono capire, perché tutti insieme se ci uniamo possiamo veramente fare la differenza. Tu oggi hai messo insieme due argomenti veramente importanti, Mirella, due argomenti che se vuoi hanno una cosa in comune, solo che nel caso, voglio dire, di Aido, della donazione, abbiamo avuto invece qualche cosa che da quell'evento negativo ha portato comunque qualcosa di buono. Ci sono invece purtroppo delle morti, quasi sempre sono, voglio dire, anche morti sul lavoro, morti da incidenti, che invece, voglio dire, portano solo tanto dolore e non portano d'altro. E invece veramente dobbiamo unirci. Anch'io mi unisco a questa mamma che, voglio dire, ha fatto del suo evento un qualche cosa, ha comunque trovato la forza di fare qualche cosa di positivo per ricordare suo figlio, ma per ricordare anche, voglio dire, tutte le evenienze che possono portare allo stesso purtroppo brutto risultato. E come mamma veramente anch'io mi unisco a queste mamme
che purtroppo si trovano in queste difficoltà, perché ti dico molte volte, come in questo caso, sono ragazzi giovani, ragazzi che avrebbero dovuto avere la possibilità di vivere la loro vita, di vivere intensamente la loro vita, e invece purtroppo per un attimo di disattenzione, perché qualcuno non ha pensato che quella cosa possa essere rischiosa, invece non hanno questa possibilità. Invece la vita è una sola e tutti dobbiamo avere la possibilità di viverla nel miglior modo possibile. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria cara. Ciao Mirella, è un pezzetto che non mi sentivo perché ho avuto un incidente in casa qua, mi sono spaccata mezza la testa, allora insomma stavo mettendo a posto i fiori, non ho visto che c'era il vaso dietro, ho inciampato e mi sono spaccata la testa, ecco. Va bene, dai, se il male fosse tutto questo, ecco. Niente Mirella, io volevo salutare la signora Monica, soprattutto lei, anche la dottoressa che hai ospite. E gli dico alla Monica, coraggio Monica, sei un esempio per tutte le mamme che è successo queste cose qui, o per la strada o chi per esso, insomma sei un esempio. Guarda che tuo figlio ti è vicino, quella forza è lui che te la dà, hai un angelo custode vicino a te. E quindi Monica io ti do una del tu perché vado meglio così io con lei. E niente, cerca di stare vicino adesso che hai tua figlia e purtroppo i delinquenti ci sono. I capoccioni grandi, i delinquenti ci sono per le strade e quindi Monica siamo in un mondo di delinquenza, lotta sempre per tuo figlio e che ti è vicino. Un abbraccio forte Monica, sei un esempio per tutte le mamme. Ecco, e la dottoressa volevo salutare, buone vacanze. Mirella, io volevo salutarti, tanto farti buone vacanze, perché non so quando quando chiudi la trasmissione. Cara Maria da Bovolenta, vedete che veramente sono veramente delle persone incredibili, questi telespettatori e telespettatrici sono così vicini a questa trasmissione, agli ospiti che fa veramente riflettere. Ecco, gli argomenti sono importanti e loro ascoltano e poi ringraziano, avete sentito? E adesso andiamo in pubblicità. Seduti l'uno accanto all'altra, lo sguardo rivolto un po' più in là, nella panchina bianca, simbolo delle persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro, Monica Michelin e Giuseppe Battistetti si stringono la mano nel ricordo del figlio Mattia, morto a soli 23 anni. Una presenza silenziosa ma assordante in piazza a Montebelluna nella giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. È una giornata secondo me veramente utile e veramente dovuta a tutte le 451 vittime che ci sono state quest'anno. È veramente una guerra infinita, una guerra quotidiana. Domani sono 3 anni che alle 8:30 del mattino Mattia ci ha lasciato. Era uscito di casa come ogni mattina, fischiettando, e poi in quel maledetto cantiere della ditta Bordignò ha trovato la morte che lo aspettava. Una morte che la famiglia Battistetti, piazza dopo piazza, udienza dopo udienza, non vuole sia stata vana. Le persone che hanno perso la vita, alle quali è stato negato un futuro, dei progetti, hanno diritto ad avere un ricordo e ad avere soprattutto giustizia. E proprio il 29 aprile, nel 3° anniversario della morte di Mattia Battistetti, la famiglia e l'associazione si riuniranno in suo ricordo. Noi ci troveremo alle 19, è un evento aperto a tutti e ci troveremo qui alla panchina bianca e chiunque voglia fare un ricordo, anche 2 parole su Mattia, ben accetto, lo aspettiamo veramente a braccia aperte. Il 1° maggio, festa dei lavoratori, invece, l'inaugurazione a Bologna del Muro delle Farfalle Bianche voluto da Carlo Soricelli e dal Comune. Una parete dove sono stati riprodotti i volti di 300 operai che hanno perso la vita sul luogo di lavoro.
Allora Monica, sono i momenti terribili, però so che tu li sai superare perché bisogna andare avanti, bisogna combattere, però sono momenti che devono far riflettere, perché i numeri che ha citato Monica sono numeri che fanno rabbrividire. Non è possibile nel 2024 che noi assistiamo a questi numeri. Sono numeri importanti che qualcuno deve interpretare con la parola sicurezza. Prego Monica. Allora Mirella, prima di tutto volevo ringraziarti dell'opportunità che mi hai dato oggi di essere presente con la Presidente dell'AIDO. Mattia ha fatto il suo gesto ultimo di amore per la vita. Scusami, ma questo mi fa commuovere proprio. Ha donato a un mese, ha donato gli organi, era iscritto AIDO e quindi ha donato gli organi. Non ha potuto donare, come spiegava prima la Presidente, gli organi interni perché lui, dicono, sia morto sul colpo. Però il dottor Bianchin dell'ospedale di Montebelluna, che ha fatto i trapianti, ci ha informato che a un mese dalla morte di Mattia erano già stati utilizzati alcuni dei suoi tessuti, le cornee, e ci ha anche detto che erano andate a un signore in Portogallo, una cornea, e l'altra invece a un ragazzo di 32 anni in Puglia. Poi i tessuti ossei, che sono stati utilizzati alla Tisana, a Rovereto, a Agordo, a Ortisei, e i tessuti vascolari invece usati a Verona e a Legnago. Mi ricordo che quando Mattia ci ha comunicato la sua decisione nel caso in cui fosse mancato di donare gli organi, io e mio marito ci siamo un attimo, cosa posso dire, scossi, ecco, perché ci sembrava impossibile che un ragazzo così giovane fosse già pronto e maturo per una scelta di questo genere, perché Presidente, secondo me ci vuole anche una certa maturazione e soprattutto una certa maturità, e soprattutto una certa cultura per essere donatori di organi, ecco. Quindi dico, ha concluso la sua vita con questo gesto proprio di ulteriore amore per la vita. Lui era una persona molto disponibile, soprattutto che si dava agli altri, e infatti quando il medico ci ha chiamato per chiedere se confermavamo l'adozione, senza ombra di dubbio noi abbiamo detto di sì, perché prima di tutto era la sua volontà, però conoscendo Mattia era un onore per noi, ecco. Lui tra l'altro era anche volontario della Croce Bianca, quindi si dava agli altri, ecco. Io sono molto contenta che tu, Monica, questa mattina incontri, non so se è la prima volta, Flavia Petrin, che è questa Presidente nazionale che con tanta fatica, anche lei tanta fatica, per cercare di far capire l'importanza della donazione. Io so quanti paletti ha incontrato Flavia Petrin per far capire l'importanza, il supporto che deve avere per fare questo. E un po' alla volta c'è riuscita come ci stai riuscendo tu. Io ho visto la panchina di Montebelluna con te e tuo marito, ho visto invece la panchina di Conegliano dove invece era diverso. C'era certo. la politica, perché ricordiamo che tutto gira attorno a questo. È inutile che uno dica no, non è vero, non mi interessa. No, interessa, perché sono loro poi, anche se non sono proprio quei rappresentanti, ma rappresentano quei partiti che sono nella stanza dei bottoni, che possono far sentire la loro voce del territorio. È importante partecipare a queste iniziative, perché vuol dire che hai capito il messaggio. Prego Flavia Petrin, cosa dice Presidente? L'importanza di capire il messaggio, prego. Voce. Volevo, Mirella, dare un abbraccio grande a Monica per aver raccontato che Mattia è diventato un donatore di tessuti e che aveva fatto la sua scelta. Ecco, io spero che in qualche maniera siamo stati a un incontro in scuola con lui
e che lui abbia maturato questa scelta. È una scelta che denota maturità, sì, Monica. Non è una scelta che deve essere una scelta così di pancia, dico io, ma deve essere frutto di una riflessione. E io spero, Monica, che questo suo ultimo gesto di Mattia possa essere stato, voglio dire, una cosa positiva per voi, che in qualche maniera potete dire questo evento comunque non è stato un evento, voglio dire, fine a se stesso, ma ha contribuito affinché qualcun altro possa continuare ad avere, in questo caso, una vita migliore, ecco, perché sicuramente il trapianto di tessuto non è salvavita, ma fare anche una vita migliore sicuramente è importante. Per cui, Monica, anche questo evento non è stato senza senso. E prima, ecco, avete visto, noi abbiamo fatto vedere un video dove abbiamo chiesto a Vasco Rossi di darci un frame della sua canzone Un senso, perché ecco, per noi la donazione deve avere questo senso. Mattia non sarà più solo nel ricordo tuo, Monica, ma di tante persone che in qualche maniera hanno conosciuto la vostra storia, ma anche nel ricordo di quelle persone che hanno ricevuto questo bene prezioso. Per cui questo deve essere un messaggio veramente, veramente importante. Io dico sempre che, Monica, come te, come tante mamme o come tanti invece persone che hanno ricevuto un dono, il fatto di fare la vostra testimonianza può veramente essere utile per quel salto di qualità che tutti noi dobbiamo fare. E noi puntiamo sui giovani perché noi vorremmo essere, voglio dire, protagonisti di un loro futuro migliore, però loro devono partecipare. Come diceva prima Mirella, i giovani devono essere protagonisti di questo loro futuro migliore. Per cui tutti i ragazzi che hanno in qualche maniera intrapreso, ti dico anche involontariamente come Mattia, questo percorso, voglio dire, possono essere veramente utili per essere di esempio per i loro coetanei. Certo, i giovani fanno fatica a partecipare, Mirella. Tu hai detto perché i giovani non partecipano? Perché giustamente loro hanno prima di tutto la scuola da finire. Oggi come oggi la maggior parte poi prosegue per l'università, il posto di lavoro non lo trovi più vicino a casa, ma ti devi muovere, ti devi adeguare al mondo di oggi, che è sempre un mondo di corsa. Per cui ogni tanto i giovani si avvicinano ma poi scappano via, non perché non credono al messaggio, perché la vita li porta a fare, voglio dire, scelte diverse. Però ecco, anche questo, Mirella, perché la politica non ci aiuta e ci dice ai ragazzi a scuola: date 20 ore all'anno per un'associazione di volontariato in cui voi avete voglia di partecipare alla loro attività. Finalmente l'hai detto, Presidente, perché non fanno questo? Come oggi abbiamo le aziende che dovrebbero permettere ai propri dipendenti di dedicare alcune ore pagate per aiutare gli altri, perché non pensare anche nelle scuole? 20 ore a disposizione per ogni studente, ripeto, da dedicare a un'associazione, a qualsiasi, perché ognuno dei ragazzi deve cercare di trovare il suo interesse, il suo, voglio dire, la cosa per cui lui è portato. A volte uno dice: ma io non posso essere donatore di sangue perché sono anemico, eccetera. Ma guardate che fare del bene agli altri vuol dire anche dedicare del tempo agli altri, per cui non è detto che si debba fare un gesto preciso per essere di aiuto agli altri. Si possono aiutare tutte le persone in tanti modi diversi, e se noi aiutiamo gli altri prima o dopo, dall'altra parte ci troviamo anche noi. Sono sicura. Allora andiamo a vedere il video, devo correre, Flavia, perché sennò non ce la faccio. Andiamo a vedere questa tripla donazione di organi, andiamo a Padova. Un gioco delle coppie che ha permesso di salvare 3 vite grazie ad un'incredibile serie di incroci tra Italia e Spagna. Protagonisti 3 coppie formate da un donatore e un ricevente, tra di loro incompatibili dal punto di vista immunologico. Una maratona di 18 ore per eseguire prelievi e trapianti di rene. Una catena internazionale che ha unito gli ospedali di Padova, Barcellona e Bilbao, la prima al mondo nel suo genere. Tutte queste coppie hanno la possibilità di essere iscritti nel programma nazionale e sovranazionale per vedere se possono trovare un buon match. Per trovare il buon match si usa questo algoritmo che è stato inizialmente proposto dal premio Nobel Roth, un premio Nobel dell'economia,
che cerca di vedere tra tutte le soluzioni possibili di incroci, di coppie che si scambiano il rene, il donatore e i riceventi che ci sono, qual è la soluzione migliore da un punto di vista immunologico. Tutto è iniziato a Padova alle 8:30 del mattino del 20 giugno. Patrizia ha donato un rene e così facendo ha salvato il marito Fabio, in dialisi dal 2005 e reduce da 2 precedenti trapianti. Il rene di Patrizia è arrivato a Barcellona per aiutare un ricevente, in coppia con un donatore che ha dato il suo rene ad un ricevente di Bilbao, a sua volta in coppia con un donatore che ha donato il suo rene a Fabio, marito di Patrizia, chiudendo così il cerchio. L'operazione è terminata alle 2 di notte. Vivere con un rene o vivere con 2 non cambia assolutamente. Vivere con un marito che fa dialisi o vivere con un marito trapiantato fa davvero una differenza enorme. Inizia una nuova vita, una vita che comunque sia 24 anni fa era riniziata nel 2000 con il trapianto ricevuto ai gemelli. C'è la consapevolezza che comunque sia bisogna stare molto attenti. 15 giorni dopo Fabio e Patrizia raccontano con naturalezza questo evento straordinario che li ha visti protagonisti insieme all'equipe dell'unità operativa complessa del centro trapianti di rene e pancreas dell'azienda ospedaliera di Padova. L'eccezionale incrocio è stato possibile grazie a un protocollo internazionale che ora potrebbe essere esteso. Il successo di questo programma internazionale con la Spagna e il Portogallo credo che adesso sta spingendo il Centro Nazionale Trapianti addirittura ad allargare un programma internazionale anche con gli Stati Uniti, che ovviamente rende la cosa ancora più complessa per la distanza. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino. Scusa Claudio se ti ho fatto aspettare, ma dovevo mandare il servizio. Vai Claudio. Niente paura. No, io sto pensando che è inutile che la gente si nasconda dietro un dito. Si è votato, la gente chi ha votato lo sa, no, si è votato dei partiti che hanno fatto la legge Biagi, la riforma Maroni, hanno fatto la riforma Fornero, l'articolo 18, il Job Act, tutte leggi che sono andate a bastonare i più deboli. Allora, è inutile che andate a messa e poi andate a votarvi i fascisti. Fate schifo! Buona giornata signori. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Claudio, ognuno a casa fa le proprie, allora andiamo a vedere invece questi servizi importanti che vi faccio vedere per far capire cosa vuol dire essere vicini, essere in tanti ed essere vicino chi subisce un gravissimo lutto, per qualsiasi motivo. Andiamo a vedere questo servizio. Chiedo veramente a chi si permette, alle persone che si permettono di criticare, di valutare il dolore che ogni famiglia vive prima di fare dei commenti. Ogni famiglia vive il dolore a modo suo. Io mi sono sentita tante volte offesa perché hanno detto cosa quella mamma non sta neanche soffrendo perché sta andando in televisione, sta facendo. Non avrei voluto. Non si giudica il dolore, ogni persona, ogni famiglia lo affronta a suo modo. A dirlo è Monica Michelin, mamma di Mattia Battistetti, il ragazzo morto nell'aprile del 2021 in un cantiere a Montebelluna. Da allora Monica chiede giustizia per il figlio e per tutte le vittime del lavoro. Nel farlo vuole rispetto per quei genitori che hanno perso un figlio per incidente e morte violenta. Intollerabili per esempio le critiche social a Gino Cecchettin, bisognerebbe invece interrogarsi sui perché di tante tragedie. Sono veramente amareggiata di quello che sta succedendo nella nostra regione e di tutto quello che si può contare anche in questo mese tra incidenti sul lavoro, purtroppo le morti di queste 2 giovani ragazze, incidenti stradali, quindi veramente un Veneto che porta la maglia nera su più fronti. Mentre si aspettano le nuove tappe del processo per la morte di Mattia, alle famiglie di Giulia e Vanessa Ballan rivolge un pensiero anche papà Giuseppe. Purtroppo, come per noi, per tutte queste persone che abbiamo nominato prima, Vanessa, Giulia e tanti altri che sono morti, non si può dire buon Natale, perché in realtà è un Natale che manca qualcosa, è qualcosa di fondamentale perché si possa dire buon Natale. Quindi si può dire buon Natale, ma c'è un buco nella famiglia che fa in modo che il Natale non sia buono. Pupa
Pupazzi, angioletti, fiori, piante in vaso. Tra gli episodi di furto, quelli nei cimiteri sono senza dubbio tra i più spregevoli. Un fenomeno che non risparmia nessun contesto, dai capoluoghi ai piccoli centri, e di cui è rimasta vittima anche la famiglia di Mattia Battistetti, il 23enne di Montebelluna, morto sul lavoro nell'aprile del 2021. Purtroppo sì, è successo sabato 23 settembre, in occasione del compleanno di Mattia. I nonni avevano regalato una pianta di orchidea e era stata posizionata nella cappella gentilizia dove purtroppo giace Mattia. Una signora ben nota del centro di Montebelluna, e sottolineo ben nota del centro di Montebelluna, ieri ha pensato bene di rubare la pianta e di portarsela a casa. Si tratta di una 71enne, di quella che Monica definisce la Montebelluna bene, che non l'ha però fatta franca. Io quando sono venuta a sapere, siamo riusciti a riconoscere questa persona grazie ad una signora, veramente un angelo, che me l'ha descritta. Abbiamo esposto denuncia e adesso vedremo come procede. Non è il valore di per sé della pianta, perché non è il valore economico della pianta, bensì il gesto ignobile che questa signora ha fatto. Grazie alla descrizione di una testimone che ha visto la donna uscire candidamente dalla cappella con l'orchidea in mano, la 71enne è stata dunque rintracciata dai militari dell'Arma di Montebelluna. In caserma si è trovata faccia a faccia con i Battistetti. Il mio istinto sarebbe stato, come posso dire, un po' aggressivo. L'unica cosa, lei sorridendo mi ha detto: mi scuso. E così l'orchidea è stata riconsegnata direttamente in caserma e da lì riportata in cimitero. Un episodio che ha acuito nuovamente il dolore dei Battistetti, che si preparano il 12 ottobre a tornare in aula a chiedere giustizia per il figlio. E chiunque avrà piacere potrà, anzi chiediamo che sia al nostro fianco. Ci troveremo come ogni udienza un po' prima, verso le 8:30 davanti al tribunale, per fare un sit-in tutti insieme. Allora, per riallacciarmi alla telefonata di Claudio, perché questi personaggi sono dovunque, comunque, e soprattutto per far capire anche l'importanza del rispetto. Ecco, io questo volevo veramente come messaggio. Dobbiamo essere più rispettosi, non dobbiamo uscire di casa e ognuno fare le proprie regole, fare quello che vuole. Ecco, non è possibile, perché il rispetto è la prima cosa. Come vuoi salutarci, Monica, e ti ringrazio di essere stata con noi. Mirella, grazie. Io volevo ricordare anche che avevamo chiesto che nel posto in cui dove era caduto Mattia Esanime fosse conservata erba. Non volevamo assolutamente niente, perché era all'interno di un'abitazione, quindi non volevamo arrecare l'esterno di un'abitazione, il giardino, non volevamo arrecare nessun danno e nessun ricordo alle persone che avevano acquistato questa casa. La ditta Bordignon ha pensato bene di mettere un tombino proprio in quel posto, un tombino di fognatura. Quindi parli di rispetto e purtroppo, guarda, potrei scrivere un libro. Ho incontrato in questi 3 anni persone da un grande cuore, te compresa, Mirella, perché ci siamo conosciute proprio nel momento più triste della mia vita, ma ho incontrato anche tante persone che mi hanno mancato di rispetto, ma non solo a me, hanno mancato di rispetto soprattutto a Mattia, ecco. Un abbraccio grande, Monica, grazie Monica di essere stato con noi, ci vediamo oggi pomeriggio, grazie veramente, un grande abbraccio. Flavia Petrin, come ci saluti, Presidente? Allora, io voglio ringraziare te, Mirella, per l'opportunità, voglio ringraziare Mattia per il gesto che ha fatto, nonostante, voglio dire, un momento che non avremmo voluto nessuno che arrivasse. Per cui un abbraccio grande, una grande a Monica, e quello che io voglio dare è: pensiamoci tutti insieme. Ci sono oltre 8.000 persone che sono in lista di attesa, che possono aspettare un dono speciale che li può tornare a vivere. Per cui non siamo indifferenti a questo. Diciamo di sì, perché, ripeto, dall'altra parte un giorno potremo trovarci anche noi, o comunque qualcuno che conosciamo, per cui diamoci una mano. Fare del bene fa sempre stare meglio.
Grazie a Flavia Petrin, Presidente nazionale AIDO, Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, di essere stati con noi. Grazie anche a te Flavia, sempre avanti e complimenti per quello che fai. Brava, brava, veramente brava. Grazie, grazie, pubblicità. Questa ladra in mezzo a tutte le persone, perché non hanno proprio ritegno di nessuno, ecco, è partita con, io pensavo addirittura un pugno, poi guardando dal filmato è partita proprio con il cellulare a tutta forza, dandomelo in pieno viso. Prima lo spray al peperoncino, poi le botte. Questa volta Monica Poli dei Cittadini non distratti ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono le 17:30 quando le viene segnalata la presenza di 2 borseggiatrici ai piedi del ponte di Calatrava sul lato di Piazzale Roma. Attenzione borseggiatrici, pickpocket! Queste qua erano già 2 ragazze recidive, già prese nei 2 giorni precedenti dalle forze dell'ordine. Una ha estratto lo spray peperoncino dalla borsa dandola all'altra. Per fortuna mi sono accorta in ultima, però lo spray mi è arrivato, diciamo, a metà viso, non mi ha preso gli occhi. Attorno iniziano a radunarsi diversi passanti, tra cui l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, che cercano di fare da pacere in attesa delle forze dell'ordine, ma la situazione degenera comunque. E una di loro proprio mi è venuta incontro mettendomi le mani addosso sul collo. È partita proprio di cattiveria e io me ne sono accorta dopo e mi ha dato il telefonino in fronte. Monica Poli ha ancora dolore al viso, in fronte a un bel bernocolo le fa male una mano, ma non intende mollare, come gli altri cittadini non distratti che da anni si battono contro un fenomeno, quello dei borseggiatori, che nonostante gli sforzi rimane sempre grave. Noi cittadini non distratti, allora, oltre ad aver subito parecchie aggressioni, noi continueremo in questa, cioè noi vogliamo il cambio delle leggi, vogliamo la certezza della pena, anche perché c'è da dire una cosa, e se fosse capitato a una persona borseggiata, magari una persona anziana, avrebbero usato, io credo che avrebbero usato, visto che si portano dietro lo spray peperoncino, a questo punto lo avrebbero usato e quindi sta veramente diventando sempre più grave la situazione, bisogna intervenire al più presto. E siamo collegati con Monica Poli da Venezia, cittadini non distratti, grazie veramente Monica Mito. Monica Buongiorno Mito, non c'è niente altro da dire, Monica Mito. Abbiamo anche Luigi Susì, imprenditore, Fratelli d'Italia come politica, che spero anche lui dica qualcosa a questa donna che sta cercando veramente di dare sicurezza. Occhio al tacuì, mi diria Monica, occhio anche ai man, perché questo quei man non si sa cosa che fa e fa di tutto, perciò occhio al tacuì, occhio ai man. Insomma, Monica, raccontaci l'avventura, prego. Beh, questa è una delle serie delle mie avventure che mi sono capitate, perché oltre a questa, anche ieri mattina è successo un episodio gravissimo che mi trovavo all'Accademia. C'era la presenza di questi borseggiatori, tra cui 2 che io sinceramente non avevo mai visto. La cosa terribile è che è uscito dal pontile dell'Accademia, si è completamente denudato e venendo verso di me e verso un'altra persona che era vicino a me, mostrando
tutto quello che c'era da mostrare l'ha esibito, sia la parte davanti che la parte dietro, addirittura abbassandosi, e in quel momento lì io ho avuto proprio il timore che mi venisse incontro per qualche atto osceno. Io ho dovuto usare lo spray, lo dico, e stanno diventando, cioè la situazione è fuori controllo, stanno diventando sempre più aggressivi, ma non solo nei nostri confronti quando ci vedono, anche nei confronti di turisti e cittadini che magari si accorgono di essere borseggiati. Cioè basta, e questo sta succedendo in tutta Italia. Allora io mi chiedo, le forze dell'ordine, perché abbiamo letto anche oggi sui giornali, ci sono, fanno tutto quello che è nel loro potere, perché danno fogli di via. Le mie, ad esempio, le mie dell'aggressione sono state prese per 5 volte, 2 prima della mia aggressione e 3 dopo la mia aggressione, portate, credo sicuramente portate davanti a un magistrato, ma con le leggi che abbiamo ora, queste vengono rimesse in libertà. Allora, io mi chiedo se si deve andare avanti così, cioè se le forze dell'ordine ci sono, arrivano dove possono arrivare, perché hanno le mani legate, bisogna dirlo questo. Allora, io mi chiedo, dopo 1 anno e mezzo, perché sappiamo benissimo cosa è successo prima della riforma Cartabia e dopo la riforma Cartabia, allora, il ministro Nordio ha il dovere di tutelare i cittadini, in primis la sicurezza dei cittadini e dei turisti è la cosa primaria qui in Italia. Allora, adesso lui sta pensando a delle altre cose importanti, sicuramente, ma forse si sta dimenticando la sicurezza dei cittadini. Non può fare quello che sta facendo e poi facciamo la sicurezza ai cittadini. Non funziona così. Stiamo vivendo in un paese, purtroppo per colpa di cattive amministrazioni politiche precedentemente, ok? Ma stiamo vivendo in un paese dove vige l'illegalità e le forze dell'ordine hanno le mani legate. Qui si ha paura, perché non è solo la questione di borseggi, è tutto il contesto. Bisogna intervenire, qualcuno lo dica. Io credo che il ministro Nordio si renda conto della situazione. Abbiamo i decreti che sono fermi alla Camera, anche quello delle borseggiatrici. Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rimanere chiusi in casa? Dobbiamo fare in modo che i turisti non vengano più in Italia? Mi ha scritto una coppia, nella loro vacanza, prima borseggiata a Milano, arrivata a Venezia, borseggiata a Venezia. Cioè, che ricordo hanno? E questo sono centinaia e migliaia di turisti. Allora, abbiamo Luigi Susin, Monica Poli, che fa parte anche, è un responsabile di Fratelli d'Italia del nostro territorio. La mia domanda è questa. Allora qualcuno mi ferma e mi dice: Mirella, l'ho detto anche qualche giorno fa, prima comandava la sinistra e diceva c'è la sinistra, il buonismo della sinistra e queste leggi che non vengono applicate. Adesso c'è la destra, qualcuno dice destra, però come ha spiegato benissimo Monica Poli c'è qualcosa che non funziona, perché allora a sto punto la sicurezza del cittadino è sempre l'ultimo anello della catena, mentre dovrebbe essere il primo. Cosa sta succedendo a livello politico anche in Fratelli d'Italia? Perché Nordio è Fratelli d'Italia. Nordio, intanto saluto la Monica Poli, che le ringrazio per il servizio che fa a tutti i cittadini, ai turisti e devo dire a Venezia in particolare, perché so che lei si muove molto su Venezia. Un vero grazie di cuore, perché è un servizio che secondo me dovrebbe fare forse più il comune che la Monica Poli. Al di là di questo, che non voglio far polemica perché non è il caso e comunque non porta da nessuna parte,
quello che diceva proprio lei è la certezza della pena, nel senso che la forza dell'ordine che lavora, si impegna, è sul campo, li prende, li porta in caserma e dopo 2 ore li vede fuori di nuovo, sicuramente non ha un gran entusiasmo a lavorare, a catturare queste persone che sono così a piede libero e hanno la volontà di borseggiare tutti quanti per fare cassa. Qua, sì, bisogna fare un grosso lavoro. Nordio, devo dire, sappiamo chi è, sappiamo come lavora, sappiamo cosa ha fatto, sta lavorando in quella direzione. Ovvio, brutto forse anche da dire, però ci vuole un po' di tempo perché le cose in 12 anni di governi che hanno fatto poco o niente sono tante da fare. È una cosa che io credo che deve essere fatta al più presto, perché parliamo di Venezia, ma giustamente, come diceva Monica, se guardiamo Milano, ma guardiamo anche a Treviso. A Treviso stesso abbiamo una grossa difficoltà di sicurezza, Mirella, perché effettivamente se andiamo in Piazza Borsa vediamo le baby gang, se andiamo in Piazza dei Signori ci sono stati dei fatti anche in Piazza dei Signori, quindi devo dire a livello generale va fatto un lavoro radicale dove il messaggio che bisogna far passare è quello che comunque le leggi sono certe e applicabili. Secondo il mio punto di vista questo potrebbe essere un messaggio che nel momento in cui passa le cose cambiano in modo radicale, cambiano perché comunque le persone sanno che se vanno e vengono prese dopo hanno una pena. Guardiamo il nuovo parlamentare che è stato mandato in Europa per aver fatto quello che aveva fatto, l'avevano incatenata, non la volevano più mollare. Per fare in modo che venisse scarcerata è stata candidata e eletta al Parlamento europeo. Quindi dico, di cosa stiamo parlando? Se questi sono i sistemi, io penso che un grosso lavoro a livello radicale per, come diceva la Monica Poli, una certezza della pena deve essere fatta al più presto. Infatti è qua il nocciolo duro, perché a parole sono tutti bravi. Certo. Però la legge elettorale, per cambiarla erano tutti d'accordo, ma la legge elettorale non è stata cambiata. La certezza della pena, che doveva essere al primo posto nell'insediamento del nuovo governo, visto quello che era successo e quello che poteva succedere ed è successo, se ne parla ma non si cambia. Allora cominciano a essere i problemi nelle carceri, cominciano a essere problemi, però la certezza della pena, che dovrebbe essere stato il primo punto, come dice giustamente Monica, da riuscire a veramente a snellire anche la burocrazia, perché poi parliamo anche di burocrazia. Susini ha detto è difficile anche cambiare, certo, perché hanno messo una burocrazia che è faraonica, elefantesca, perciò nessuno si muove, però noi cosa facciamo? Perché i politici girano con la scorta, caro Susin, ecco, girano con la scorta, e i cittadini che si danno da fare ci rimettono la pelle a volte. Sì, che posso dire, scusa Mirella, anche la scorta trova il tempo che trova, perché i risultati li vediamo. Non me ne può fregare di meno, però il concetto è che il cittadino va tutelato, il politico esce con la scorta, il cittadino esce con la paura, perché nessuno riesce a capire a livello politico che gli italiani vogliono la certezza della pena. Monica, cosa dice? No, esattamente è così, ci vuole la certezza, cioè qui è mesi che tutti parlano, che si gira intorno in discorsi e poi ci sono certi buonisti, no, cioè non è così, andate a vedere cosa realmente sta succedendo, la gente ha paura e poi c'è anche una cosa, che noi in Italia viviamo di turismo. Cioè, ci ricordiamo cosa è successo nei 2 anni che siamo stati blindati col Covid, che molte imprese hanno chiuso e tutto quanto. Il turista va tutelato. Ma cioè, è un turista che arriva, che mi scende in aeroporto, in qualsiasi aeroporto, o entra in Italia e non ha più niente.
Mi ricordo che è stato quel ministro Monica che appena sceso dall'aereo proprio per far visita all'Italia è stato borseggiato subito. Appena sceso dall'aereo. Ma esatto, allora, noi abbiamo avuto 2 ministri qui che sono stati borseggiati, che è venuto fuori la notizia. Mentre l'ultimo ministro veniva borseggiato, io stavo assistendo a una coppia, credo, veronese, che era appena stata borseggiata di 600 euro, dovevano rimanere qui 3 giorni e se ne sono tornati a casa. Quei 600 euro che fanno anche girare l'economia, perché è anche questo che bisogna pensare. E anche qui il ministro del turismo dovrebbe un attimino intervenire su questa cosa qui. I turisti vanno tutelati. Non solo i turisti, ma diciamo tutti vanno tutelati. Tutti vanno tutelati. Ma quello che io volevo sapere, Monica, ma com'è possibile? Perché guardate che veramente hanno fatto delle leggi incredibili. Queste persone fanno il reato, perché è un reato? Assolutamente sì. È un reato borseggiare. Vengono prese, quello che grazie anche a Monica che riesce a individuarle, vengono portate come dicevo prima. E lasciate libere e tornano e ritornano. Ma allora Susi è inutile che continuiamo. Io non me la prendo con Susi perché anche una persona per bene, ma come diceva anche Monica, poi che ne pagano le conseguenze siamo tutti compresi gli imprenditori. Ma è possibile che non si possa cambiare questa cosa, che nel momento che vieni presa, adesso ti metto al fresco nel vero senso della così una volta, se va al fresco, ecco, o al caldo, non so, però in maniera che non faccia più reati, perché è inutile prenderla, impiegare personale per fare l'interrogatorio, tutto, e dopo fuori un'altra volta. Monica. A parte la burocrazia che è, perché quando anche le stesse forze dell'ordine prendono le 2 persone, il borseggiato, scartoffie, sopra scartoffie, poi davanti al magistrato passano e poi ce le ritroviamo libere, che è una barzelletta proprio per le leggi che abbiamo. Intanto bisognerebbe che qualcuno proprio si mettesse a ridimensionare tutta questa burocrazia, ma in tempi brevi, non a chiacchiere. E poi iniziamo a far capire che in Italia vige la legalità, cioè non è che queste devono andare dentro per 30 anni, la prendi in tentato furto e dai 15 giorni. Sì, esatto, sono d'accordo. Più. La prossima volta la becchi dopo 2 giorni, allora ti fai 1 anno. Cioè, queste sono le cose che bisogna fare. Allora sentiamo Susi Monica anche come imprenditore, che giustamente Monica dice questi turisti vengono, dovrebbero spendere i soldi, questi chi porta via pensa che roba, che immagini, prego. Ma io è quello che penso, è proprio come la pensa la Monica, nel senso, io prendo il borseggiatore che ha fatto il reato, non serve neanche fare il processo, lo tengo 1 mese in cella e tolgo 1 mese dalle strade di Venezia, di Treviso, un borseggiatore che potrebbe fare dei danni. E 1, e 2, e 3, vedrai che la cosa comincia a girare, ma non serve fare tanti processi, hai fatto il reato, resti dentro, mangi pane e acqua e resti dentro. Questo secondo me è un segnale che potrebbe essere fatto subito e immediato. Poi sai, il concetto è sempre quello che bisogna fare in modo, io sono uno di quelli che dico, cioè abbiamo le forze armate, mettiamole in campo anche per comunque salvaguardare le persone, nel senso che comunque se ci sono dei militari che sono per le strade fanno comunque, tutelano anche quelli ma la prevenzione fanno prevenzione, sì, certo, fanno prevenzione. Allora, ci deve essere più prevenzione. Fermi tutti perché abbiamo Vilma da Venezia, se non mi cade la linea, poi riprendiamo. Vai Vilma. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono pienamente d'accordo con tutte voi, però vorrei anche dire una cosa. Prego. Sì, buongiorno. Io volevo dire che sono d'accordissimo con tutto quello che voi dite, però è come il cane che si morde la coda, ma bisognerebbe fare così, ma bisognerebbe che il magistrato e questo e quell'altro. A me è successo una cosa da un dirimpetaio di casa. Vai Vilma. Ecco, di conseguenza, dopo aver avuto
4 mesi e mezzo da aver portato un busto, 6 anni per avere una sentenza da un giudice. Da cosa è successo? Che questo signore è stato neanche proprio pagare le spese dopo certificati medici e via discorrendo, fa la guardia giurata. Il giudice donna ha detto: signora, che cosa portava per casa? Io di solito porto le pantofole, ma sulle scale c'era la cera? No, dico, siamo tutti anziani, di conseguenza non la mettiamo. Beh, allora, 4 testimoni, certificato di 40 giorni, 4 mesi e mezzo di busto, è stato assolto. Partiamo così anche dalla giustizia. Che cosa ci si può aspettare da tutto il resto, io mi chiedo. Grazie Vilma, abbiamo sentito questa testimonianza in diretta di Vilma, è una cosa veramente incredibile. Anche Prego. Vilma conferma quello che stiamo dicendo sostanzialmente. Purtroppo la certezza della pena è una cosa che deve essere attuata al più presto, perché comunque questi sono i risultati che abbiamo nella sicurezza, ma in tutti i campi di fondo. Io parlavo l'altro giorno con Paolo Feltrin e appunto si diceva che la certezza della pena implica anche non avere delle aziende che dall'estero vengono a investire in Italia, perché comunque sanno per certo che se c'è una causa possono andare avanti anni, e questo è un limite che ha l'Italia in questo momento. Io credo che questo sia un tema da tenere al più presto, e non solo da tenere ma da risolvere. Ma come imprenditore com'è la situazione? Perché vogliamo parlare anche di questo questa mattina con Luigi Susin, perché è anche un imprenditore importante, ci sono anche questi incentivi, perché vogliamo parlarne anche per le caldaie, ma c'è abbastanza informazione, perché è vero che viene Susin, altri imprenditori che spiegano, ma non sarebbe caso mandare a casa ogni persona, visto che quando dobbiamo pagare si conoscono e sanno benissimo dove arrivare, di mandare un'informazione, perché abbiamo anche una popolazione diversamente giovane che magari non sa, non conosce. Ecco, questo cartaceo che è sparito perché si deve fare tutto online, io penso che su temi così importanti invece dovremmo pensare anche a quelle persone che magari non sono molto pratiche con l'online, ma un cartaceo farebbe molto bene, perché sono temi importanti, vuol dire risparmio di energia, risparmio nelle bollette, visto quei pochi soldi che girano nelle tasche di queste povere persone molto fragili. Prego Susi, spieghiamo cosa succede in autunno. Allora, qua sta succedendo un fatto che purtroppo è brutto da dire, ma è reduce da quello che ha portato il 110%, perché la coperta è talmente corta, il danno è talmente grande, dico, e a fine anno finiranno anche gli incentivi del 50 e 65%. Per portarli probabilmente, come era una volta, al 36-37%, però devo dire che per quanto riguarda l'utente finale è un salasso, nel senso che se prima c'era l'incentivo di fare determinati interventi per la sostituzione della caldaia, piuttosto che i serramenti, piuttosto che l'impianto fotovoltaico e quant'altro, oggi l'utente finale si trova penalizzato proprio per queste diciamo, come dire, regole che verranno messe in campo a fronte di un problema che è sorto, insomma, perché di fatto abbiamo veramente la coperta corta. Io che lavoro nel campo posso dire che anche come presidente della categoria abbiamo gli installatori che portano la voce e vanno a informare i propri clienti, abbiamo le associazioni di categoria. Vero è anche che, come dici tu Mirella, c'è da fare un lavoro più ampio, dove lo Stato va a informare anche sulle reti principali, probabilmente sarebbe il caso di farlo, tutte le persone che hanno l'opportunità magari in questo momento di fare determinati interventi e magari il prossimo anno si trovano penalizzati. Però
Però io sono dell'idea che non sia sufficiente, io credo e continuo a dirlo, non sia questo il metodo, nel senso che il 50%, non tanto il 65%, ma il 50% di incentivo in 10 anni vada lasciato. Perché? Perché l'utente finale, bensì sia un incentivo a lungo termine, perché 10 anni per chi ha meno di 75 anni, perché chi ha più di 75 anni li poteva recuperare in 5, ok? Sia un incentivo che stimola l'utente finale e ci dà l'opportunità di è il classico win-win-win, no? Vince il cittadino, vince l'impresa, vince lo Stato. Perché? Perché il cittadino riqualifica, l'impresa lavora, lo Stato incassa, perché incassa IVA, incassa tasse, incassa. Quindi non so se sia effettivamente una misura che va adottata. Io anzi, da responsabile del Dipartimento Imprese e Mondo Produttivo, sto cercando di dialogare proprio con le figure di riferimento perché questo non avvenga. Non avvenga nella misura in cui si sta ragionando, anche perché da 36 al 50% secondo me la differenza è minima, ma se la lasciamo si dà una grossa mano a quelli che sono gli utenti finali che possono entrare nel meccanismo della riqualificazione energetica. Com'è la situazione delle imprese? Ecco, perché sembra che non sia così male. Ieri ho avuto un ospite collegato da Roma e il Made in Italy veramente sta andando molto bene. Ecco, stiamo tenendo bene. Cosa dice Susin? Beh, il brand Made in Italy sappiamo che è un valore aggiunto, noi lo dobbiamo sfruttare e abbiamo il ministro Urso che ha voluto per la prima volta avere la giornata del Made in Italy, che è stata il 15 aprile, abbiamo fatto anche con voi un servizio qua a Treviso, perché comunque lo abbiamo fatto in tutta Italia. Oggi a capo del mio dipartimento c'è Elena Donazzan, che in collaborazione abbiamo organizzato su tutta la regione del Veneto queste conferenze stampa. Il Made in Italy è una cosa che va valorizzata, il ministro Urso sta andando in questa direzione, ha fatto anche a Roma nel Ministero una mostra, diciamo, proprio del Made in Italy, che fa capire che insomma questo governo sta cercando di valorizzare tutte le imprese che lavorano e che offrono servizi, ma anche diciamo materiali aggiunti, diciamo. Adesso ho visto proprio ieri che è stata fatta una fabbrica che fa microchip in Italia, ed è la prima fabbrica che può contrastare le attività della Cina. No, perché noi abbiamo un dubbio, Susin, che facciano all'estero, poi arrivano qua e ci mettono l'etichetta Made in Italy. Quello Made in Italy, quello sarebbe il Made in Italy, però non è il Made in Italy che intendiamo noi. Il Made in Italy che intendiamo noi è fare attività e produzione nel territorio italiano. Italy vuol dire questo fatto è in Made Italia, in Italy. cioè perché fino adesso noi il Made in Italy c'era solo l'etichetta. No. Made in Italy per quanto ci riguarda deve essere produzione e commercializzazione della produzione in Italia, no che si fa all'estero e per la finitura si mette l'etichetta. No, questo purtroppo oggi è così, ma oggi sta succedendo ancora. Oggi è così, ma le posso garantire che la direzione di questo governo è quella di far finire questa era che c'è stata. No, che non facciamo come la certezza della pena, che a parole si fa tutto, però alla fine poi ci troviamo il Made in Italy. Basta andare in piazza San Marco, Monica cosa dice? Ecco, i vetri, i ricami, i centrini, e abbiamo Murano e Burano che stanno veramente gridando aiuto, però vendiamo la Cina. Ecco, Monica, anche lei da veneziana cosa dice? No, qui abbiamo un assessore che si sta battendo proprio per l'antipacottiglia, quindi so che anche ci sono stati
dei sequestri proprio di merce che non era originale, quindi noi ci stiamo battendo proprio per il Made in Murano, cosa importantissima. O Burano magari, mettiamo tutte e due, o Burano per il due meraviglie, Monica. Due meraviglie Murano, che tutti ci invidiavano. Andiamo a prendere i vetri in Cina, questa è la verità, caro Susi, che non c'entra niente, povero, però farete una fatica a cambiare ormai questo sistema, non è perché semplice, è il ma noi ci sistema che impegniamo. ormai è difficile da cambiare, il sistema, perché il sistema vuol dire business, vuol dire incassi per pochi ai danni di molti, questa è la verità. E allora, visto che non ci facciamo mancare niente, Monica, andiamo a vedere anche cosa è successo con i scattolettisti, perché non ci manca niente, abbiamo anche gli scattolettisti. E vai! Scattolettisti. Attenzione pickpocket! Da attenzione pickpocket a e se gioco io, dai, andiamo dai. Monica Poli, famosa per la sua lotta insieme al gruppo dei cittadini non distratti contro i borseggiatori a Venezia, ha intrapreso una nuova battaglia, quella contro gli scatolettisti, posizionati sui principali ponti della città. Ormai mi chiamano anche loro pickpocket, mi riconoscono, si alzano e vanno via. Ecco, l'ho già fatto 2 volte, continuerò a farlo, perché purtroppo per loro, anche se le forze dell'ordine, perché vengono fermati, perché abbiamo anche letto sui giornali, c'è solo una multa per violazione del suolo pubblico e il sequestro magari della pallina o dei soldi, però per affrontare questa tematica sinceramente ci vuole poco. I ponti sono 4 dove loro vanno. È l'esasperazione che ha portato Monica a lottare contro il degrado a Venezia e i truffatori se ne guardano bene dal contrastarla. Lo faccio perché amo la mia città e amo i turisti, perché logicamente bisogna tutelare i turisti, bisogna tutelare i cittadini e quindi è una cosa che ci viene dal cuore, ecco. Così come la lotta ai borseggiatori, che ha dato ottimi risultati. Abbiamo visto, grazie all'ex prefetto di Bari, alla task force che c'è stata da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine, una diminuzione dell'80%. C'è sempre qualcuno che arriva. Logicamente noi diciamo massima attenzione, soprattutto anche negli autobus, però continuiamo a monitorare. Ieri ad esempio ce n'erano 2 arrivati in stazione, subito fermate, portate via dalla Polfer, che ringraziamo, e diciamo che in stazione credo che sia una delle stazioni più pulite, tra virgolette, delle città d'Italia, si può stare tranquilli. Allora, Monica Poli, come commentiamo questo servizio? Prego. Allora, prima una piccola premessa su quello di prima, riguardo i vetri, che noi abbiamo qui negozi seri, si sta combattendo quei negozi della pacottiglia, perché per fortuna negozi con persone serie, con il vetro di Murano, che alla fin fine è anche costoso, ce l'abbiamo, ecco, si sta proprio combattendo quel non made in Italy che è questa pacottiglia. Allora, riguardo purtroppo queste immagini si riferivano a mesi fa, ed è vero, c'è stato un periodo che la nostra stazione ferroviaria era forse una delle più tranquille in assoluto in tutta Italia. Poi loro sono ricomparse e adesso siamo a una media di 10-12 che tra stazione e fuori dei pontili. Guardate, io ho assistito, cos'è stato, 2 domeniche fa, che c'era lo sciopero dei treni e c'era solo... cos'era? Non Trenitalia, l'Italo che funzionava. Noi siamo arrivati in stazione, c'era un sacco di gente. Allora, noi avevamo le borseggiatrici perché avevano fatto la loro base tra stazione e Ponte degli Scalzi. E lanciavano, allora, Ponte degli Scalzi è stato un macello, perché lanciavano i portafogli dal ponte, addirittura arrivavano nei vaporetti.
Dentro alla stazione noi abbiamo visto le forze dell'ordine, che poi credo anche ci fossero problemi, o essendo domenica non so come siano i turni di lavoro, non c'erano i servizi aggiuntivi e c'erano i militari e la Polfer che correva da un treno all'altro perché queste assalivano i treni in 8 per entrare dentro i treni, per portare via bagagli, perché adesso loro portano via bagagli, borse e tutto quello che possono portare. Cioè è stata una situazione drammatica. Allora Monica, siccome devo correre perché il tempo è tiranno, andiamo a vedere anche questo video borseggiatori, andiamo a vedere. Avete capito? Sputacchio minaccia Lady Pickpocket e dopo averla minacciata, insieme al suo complice, alza pure le mani su di lei. Attenzione borseggiatori! Attenzione pickpocket! Eccoli qua, Smensuetta, il fratello di Smensuetta! Attenzione borseggiatori! Vai! 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 Dai! Guardate signori! Borseggiatrice! Brava! Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici pickpocket! Beare Shakira! Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici carterista! Pickpocket! Eccole qui! Attenzione borseggiatrici! Eccola qui! Eccole qui! Carterista ladrone! Pickpocket! 1, 2, 3! Fuori! Fuori dalla stazione! Fuori dalla stazione! Attenzione borseggiatrici! Pickpocket! Pickpocket! Borseggiatrici! Attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket! Attenzione borseggiatrici carterista! Pickpocket! Eccole qui! Allora Luigi Sosin, come commentiamo questo coraggio di questa donna, di altre persone che cercano di fermare queste borseggiatrici, questi borseggiatori, anche rischiando molto, perché avete visto che non sono da sole, c'è qualcun altro assieme a loro, non sono soli. Prego Luigi. Brava, ma Monica molto brava, perché devo dire non è semplice, come abbiamo visto le immagini, sono ragazze giovani, tutto sommato, quindi non è facile, probabilmente neanche individuale. Forse lei, visto quello che sta facendo, ormai ha un'esperienza tale che la porta a capire chi sono e chi non sono, però devo dire complimenti, perché queste cose qua vanno veramente messe in onda e fatte vedere, perché per chi ne parla probabilmente è surreale una cosa del genere, no? Cioè, uno non si penserà mai che a Venezia ci possono essere ragazzine che ti portano via il portafoglio. Al di là di questo, come diceva Monica prima, secondo me il turista va sicuramente, è un bene prezioso, va tutelato, non si può pensare che il turista venga a Venezia e venga borseggiato, perché non torna più, cioè gli rimane un'immagine di Venezia atroce. E non è possibile. Noi abbiamo la più bella città del mondo, che ci invidiano tutti, e trovarci di fronte a una situazione del genere è sicuramente il motivo che ci deve far tirare su le forze dell'ordine. Ci deve far tirare su le maniche. Ma Susi, non ci sono le forze dell'ordine, noi non possiamo avere un politico che gira con 8 persone di scorta e vedere Venezia. Avete visto Monica cammina, li insegue, cammina e non ci sono persone delle forze dell'ordine che le fermano. Non è possibile. Dobbiamo mettere in campo i militari, perché comunque fanno
fanno prevenzione e secondo me è una cosa che bisogna farla, quella si può fare subito, perché i militari, io lavoro insomma dentro le caserme, i militari in caserma ci sono e bisogna farli venire fuori. Sentiamo Monica cosa però dice. alla Monica volevo chiedere una cosa. E vuole anche chiedere una cosa. Perché volevo capire come fa Monica a individuare queste persone, perché sono talmente persone comuni che io dico veramente ci vuole l'occhio clinico. Allora, noi è 30 anni che facciamo questo, quindi molte di loro sono storiche, molte di loro sono le figlie No, addirittura. che abbiamo visto crescere, perché qui c'è anche un grosso problema sulla tutela di minori che nessuno se ne occupa. Abbiamo bambine di 11-12 anni mandate a rubare Non mi puoi fare niente. gli assistenti sociali portano magari via i figli a qualche famiglia di italiano che si trova in difficoltà, ma loro li lasciano, non vanno né a scuola né niente. E anche qui è tutto un punto di domanda. Allora, riguardo alle forze dell'ordine, Venezia non è una città semplice, ci vuole più prevenzione, ecco, anche da parte dell'amministrazione comunale, perché vi posso assicurare, noi chiamiamo e arrivano, però ci sono dei posti, dei punti che magari con qualche presidio fisso, soprattutto a Piazzale Roma, e alla sera è un punto d'accesso della città, e lì è dove avvengono i maggiori borseggi ai danni di persone anziane e di persone con disabilità, di turisti appena arrivati, anche minacciati. Se magari qualcuno si accorge, viene minacciato, perché abbiamo avuto anche delle minacce con il coltello. Ecco, basta vedere il video che abbiamo appena visto. Ecco. Allora, io vi dico solo, e questo fa capire come non c'è legge qui in Italia. L'ultimo video della stazione, quella in nero, è quella che mi ha aggredito e presa per 5 volte. Quindi, ribadisco, ci vuole intanto un'informazione, e questo dovrebbe essere anche un'informazione a livello generale in tutta Italia. Il problema c'è, il problema è in tutta Europa, perché questa è un'organizzazione criminale, questa è una cosa che va tanto e fa anche paura. Ecco, e qualcuno dovrebbe indagare su questa cosa qua, perché qui non girano brustolini, qui girano milioni. Ecco, quindi io credo che magari anche la ministra del turismo fare una prevenzione riguardo ai turisti, perché se tu quando hai il portafoglio messo a parte e tutto quanto separato, perché tutti ancora non lo sanno, ecco, avvertire i turisti che tutto quanto si potrebbe fare. E in più l'appello logicamente al ministro Nordio di intervenire al più presto, prima che succeda qualcosa di irreparabile, qualcosa di veramente grave. Infatti Monica questa mattina sta facendo anche prevenzione per far capire l'importanza delle parole che dice. Allora andiamo a vedere, prima di chiudere, anche con Luigi Sosin, visto che rappresenta anche un partito che ha il governo molto importante, il partito della Premier Giorgia Meloni, visto che lei vive a Roma, e non è che a Roma si viva tanto meglio, perché se le citiamo tutte le città hanno questi problemi. Andiamo a vedere Monica Poli, polemiche, poi commentiamo con Luigi Sosin. Il telefono di Monica Poli, membro del gruppo Cittadini Non Distratti, nota per le sue videosegnalazioni di borseggiatrici a Venezia, è stato ritrovato. Aveva subito il furto la scorsa settimana da parte di una persona non ancora identificata e grazie alla localizzazione i carabinieri l'hanno trovato e restituito. Questa vicenda però ha innescato una serie di polemiche in seno all'Associazione dei Cittadini Non Distratti. C'è infatti chi pensa che la notorietà di Monica non abbia giovato alla causa del gruppo. Siamo un gruppo, e l'abbiamo anche sempre detto, apartitico. Riguardo alla mia notorietà, purtroppo i video, c'è la mia voce e questo ha fatto, diciamo, scalpore nel giro del mondo, ma però
della mia notorietà a me non interessa assolutamente nulla. Quello che importa è appunto tutelare turisti, residenti, persone fragili qui a Venezia. Sul piano politico, la segreteria di Azione è uscita nei giorni scorsi con una nota in cui si invita a fare attenzione con i video dei borseggiatori che imperversano in rete. Il rischio, secondo il partito fondato da Calenda, è che si crei una cattiva pubblicità per la città. Nel ringraziare Carabinieri e Prefetto per la vicinanza e l'aiuto, Monica continua. Noi siamo sempre uniti e andiamo avanti, anche perché noi vogliamo una risposta, visto che abbiamo inviato una lettera al Ministro Piantedosi e al Ministro Nordio. Noi vogliamo risposte riguardo alla riforma Cartabia sulla depenalizzazione dei reati. Luigi Susin, prego. Io credo che la Monica faccia un servizio importante per la città di Venezia. Credo che i video che comunque si vedono possano essere utili anche per chi va a Venezia e incontra queste persone, perché ha l'opportunità di stare più attento. Credo che sia una cosa che Monica, per quanto mi riguarda, continua, che fai sicuramente del bene ai cittadini, come dicevi, ai turisti, alle persone fragili. E credo che vada comunque ascoltato il messaggio che sta dando Monica, perché oggi il turista, ripeto, va tutelata Venezia, va tutelata tutta quanta l'indotto che c'è. L'incolumità del cittadino, l'incolumità del cittadino, brava. Quindi dico, il fatto è che dobbiamo lavorare in virtù del fatto di quello che sta comunicando Monica, perché il problema esiste, non dobbiamo nasconderlo, è un problema reale che va risolto, o quantomeno va preso in considerazione, e allora dopo si fanno tutti i ragionamenti del caso. Questo posso dire. Io, ripeto, vorrei vedere tutelata Venezia con presidi militari, dove ci sono le persone che, se Monica va a individuare dei borseggiatori, possano intervenire immediatamente. Questo secondo me possiamo fare subito, questo si può fare. Monica, con quale appello ci lascia? Che appello vuole fare? Prego, Monica. L'appello è sempre quello, visto che avevo lanciato, come avete visto nel video, l'appello un anno fa, ed è passato un anno, quindi siamo ancora qui a riparlare. Di muoversi, di cambiare, di tornare alla procedibilità d'ufficio e alla certezza della pena. Per fare un decreto non ci vogliono anni e non ci vogliono mesi. Se si vuole far sì ad avere sicurezza. Ecco, e mi sto arrabbiando su questa cosa qua, cioè muoviamoci dall'alto, da Roma, bisogna muoverci. Grazie Bisogna Monica Polli, grazie Monica, cittadini non distratti, grazie veramente per tutto quello che fa per la comunità, perché lei sì lo sta facendo per la comunità, addirittura anche rischiando, veramente grazie di cuore da tutti noi, Monica. E lo sto facendo. È cosa importante, visto che ogni tanto magari i borseggiatori me lo dicono. Noi lo stiamo facendo senza percepire una lira, un euro dai social e da nessuno. Cosa importante, perché ci autofinanziamo con il nostro lavoro che facciamo, anche per fare i manifesti. Grazie Monica Polli. Susin, che appello vuole fare? Ecco, cosa vuole dire? Faccia un appello al suo partito. Io quello che posso fare è portare queste istanze che ho ascoltato oggi sicuramente a chi di dovere, senza dubbio, e sperando che vengano ascoltate e che venga quantomeno presa in considerazione al più presto, per fare in modo che la città di Venezia resti quell'immagine bella che
tutti nel mondo ci invidiano. Avete sentito il congiuntivo che ha adoperato sperando, perché di sicuro purtroppo non abbiamo ancora in mano assolutamente niente e noi invece vogliamo la certezza della pena. Grazie a Luigi Susin, grazie a Monica Poli, pubblicità. Insomma, se si può fare, visto che le città qua sono molto grosse, specialmente San Donà, insomma, sarebbe bene che lo facessero. Mi pare che a dicembre c'è la sentenza. Diceva ieri ai nostri microfoni Ercole Zorzit, residente in via Zattere a Ponte di Piave. I bacini di laminazione hanno salvato il Veneto, rimane il Piave, fiume senza un'adeguata protezione. Un'emergenza, quella del maltempo, che fa tornare in auge il tema della cassa di espansione alle Grave di Ciano, la più grande di tutto il Veneto da progetto, contro la quale i comuni a monte del tratto trevigiano del fiume stanno facendo quadrato. Nel nostro caso l'intervento è relativo alla costruzione di un bacino di laminazione nell'alveo del fiume, cioè non fuori come tutti gli altri, ma nell'alveo, un bacino che è da 45-50 milioni di metri cubi. Queste sono le documentazioni che abbiamo in nostro possesso e che quindi sarebbe quasi come la somma di tutte le altre casse di laminazione che hanno fatto in Veneto. Ribadisce il no al progetto della cassa di espansione, uno scavo che ricoprirebbe come estensione un terzo del paese di Crocetta del Montello. Andare a privare il fiume di quello sfogo naturale che si è creato riteniamo sia anche assai pericoloso per chi vive in destra Piave, perché il Montello è carsico, fortemente carsico, e quindi creerebbe una situazione ingestibile da questo punto di vista, ma soprattutto per chi vive in sinistra Piave, perché poi il Piave lo buttiamo di là. A favore del progetto Ponte di Piave, comune a valle del tratto trevigiano, che rischia di andare sotto in caso di piena del fiume. Marianella Tormena, sindaco di Crocetta del Montello, che ringrazio. Saluto anche Raffaele Baratto da Pederobba, assessore ai lavori pubblici e urbanistica del comune di Pederobba. Io inizierei invece dalla sindaca, inizierei proprio da Raffaele Baratto, che è stato anche, è collegato, no, non è ancora collegato. Allora niente, allora cominciamo con la sindaca, perché bisogna sentire i favorevoli e i contrari, perché giustamente bisogna sentire tutte e due le campane, come si dice qua nel Veneto. Dobbiamo sentirli tutti dopo. Allora, cosa sta succedendo e soprattutto il territorio è informato, la popolazione sa di quello che succederà o non succederà. Non è giusto far partecipare tutti e sentire tutti quanti cosa ne pensano. Voi sindaci vi siete uniti, ci sono i favorevoli, ci sono i contrari, come tante associazioni, gli ambientalisti, molti dicono, tutti gli ambientalisti dicono di no, sanno solo dire di no, quelli favorevoli dicono questo, loro dicono no, non diciamo di no, diciamo no a certe cose. Prego, sindaca. Beh, allora forse è importante fare il punto della situazione ad adesso. In realtà questo è un argomento che inizia nel 2017 con uno studio di fattibilità che aveva utilizzato la Regione per farsi dare un contributo per poi fare la progettazione di quest'opera, che è una cassa di laminazione sul fiume a Crocetta nell'area golenale. Il progetto poi è stato avviato, ci sono stati dei ricorsi, i ricorsi hanno detto che le nostre ragioni le dobbiamo portare in sede progettuale, quindi non hanno detto hai sbagliato nella tua operazione, hanno detto l'operazione che avete fatto come territorio va espressa quando c'è un progetto e non uno studio di fattibilità. Questa è la situazione attuale e stiamo attendendo il progetto. Questo è giusto fare un punto corretto della situazione. Poi se noi ci si focalizzasse su quello che è stato lo studio di fattibilità, vediamo che è semplicemente un contenitore d'acqua che si cala nella golena del fiume con tutti i vari problemi che sono stati più volte così riproposti, proposti, triti e ritriti. È giusto adesso, in questo momento, attendere il progetto che presenterà la Regione quando lo riterrà opportuno e da lì partire e fare le nostre osservazioni, tenendo conto che comunque è un'area fragilissima, è un'area con una valenza ambientale formidabile, unica nel suo genere, e quindi
qualunque sia il progetto, forse può essere anche così. Ci saranno sempre delle osservazioni su queste variabili, è inutile negarlo, perché quello è un posto ricco e fragile. Allora, Sindaca, cos'è che la preoccupa più di tutto? Lei è il terzo mandato, ha avuto il suffragio, il supporto dei suoi elettori, delle persone che credono in lei. Cos'è che la preoccupa più di tutto, indipendentemente di questo discorso che stiamo facendo, proprio come sindaca, su un territorio fragilissimo, con questa povertà che sta veramente preoccupando molti, con questa solitudine dei diversamente giovani, ma non solo con questi giovani, certi fanno degli atti incredibili. Abbiamo visto cosa succede a Venezia, ma ormai succede dappertutto. Ecco, cos'è che la preoccupa di più? Però nonostante questo si è ricandidata per portare avanti il percorso e l'obiettivo che si era prefisso. Prego. Allora, mi sono ricandidata proprio per poter portare avanti, per cogliere ulteriormente la sfida che avevo davanti e che i miei concittadini in un certo senso mi hanno detto che posso essere ancora utile. In questo senso è quello che faremo, che farà la nostra squadra. Di fatto... La sciarpa sul microfono, prego. Scusi. Tranquilla. Di fatto il ragionamento che ho fatto in questo ambito è qualunque sia il progetto, che lo spostino un po' più in qua, un po' più in là, più in su, più in giù, il territorio verrà inevitabilmente interessato da cantieri, da viabilità, da trasporto materiali. Dobbiamo calarci in un contesto di vivibilità di un paese. Chi si è trovato ad avere le cave vicino sa benissimo le battaglie che sono state fatte in passato, perché trasformano sia da un punto di vista così di impatto del traffico, di polveri, di valore degli immobili, di qualità della vita, di risposta di un contesto agricolo, naturale a quella che è quell'opera che si va a calare. Questa è una valutazione di impatto ambientale dell'opera e questi aspetti devono essere considerati. I cittadini non devono veder diminuita la loro qualità della vita perché si fa un'opera che comunque può avere anche altre soluzioni. Dovranno nelle sedi opportune spiegare perché proprio lì. Cosa chiedono i cittadini quando bussano alla sua porta, Sindaco? Ormai è il terzo mandato, conosce bene le difficoltà, i problemi. Cos'è che chiedono il cittadino quando arriva? Cos'è che dice alla Sindaca? Cosa vuole questo cittadino? Ovviamente i cittadini hanno molteplici esigenze, possono andare da esigenze di carattere sociale, esigenze di carattere urbanistico, economico, tante volte sono solo due parole in amicizia, certe volte devo dire che tante volte tanti concittadini, mai come in questo periodo, mi hanno detto: Marianella, tien botta, tien duro, nel senso buono, nel senso di dire porta le nostre istanze in ogni dove, ed è quello che stiamo facendo, è quello che ci siamo impegnati di fare. Bisogna far presente che bisogna ricordare a tutti che effettivamente la qualità della vita dei luoghi dove si calano progetti del genere subisce un inevitabile calo, una trasformazione. E qual è il vantaggio? Perché il vantaggio non può essere solo degli altri. Qual è il vantaggio? Ma oltre a questo, il problema è che ci sono esperti uno contro l'altro. Là è il grande problema che a casa non riescono a capire, perché se lo dice un esperto che questo si può fare, però subito dopo sentiamo un altro esperto che dice no, bisogna cambiare questo progetto. Ecco, lei ne ha sentito tanti di esperti, perché voi vi siete molto documentati, lei è stata la prima ad andare addirittura contro il suo partito, che era la Lega, mi ricordo le battaglie
battaglie che lei ha fatto, però lei ha avuto anche molti comuni che si sono allineati al suo pensiero e a questo obiettivo di tenere questa, qualcuno la chiama una rosellina, cosa ne facciamo di questa rosellina? Non è vostra. Lei cosa risponde? Come mai molti sindaci hanno aderito a questo progetto molto importante di salvaguardare l'ambiente, il vostro ambiente? Perché un sindaco, che si voglia o no, risponde ai suoi cittadini, punto. Risponde ai cittadini, e quindi quando vede che qualcuno influisce nella qualità della vita del suo territorio, interviene. È automatico. E questo è quello che abbiamo fatto tutti noi sindaci quando ci siamo messi assieme. Avevamo di fronte una progettualità del genere, l'abbiamo valutata e abbiamo fatto quello che in quel momento si riteneva più opportuno. Gli specialisti, i professori, gli studiosi, è giusto dar spazio ad ogni, come dire, ad ogni ambito, nel senso, non c'è solo l'idraulica, non c'è solo la botanica, non c'è solo la geomorfologia, non c'è solo la geologia, sono vari ambiti che vanno ascoltati tutti. Questo è il bello di una società complessa ma anche garantista, in un certo senso qual è la nostra, cioè siamo in grado di avere scienza, conoscenza su vari ambiti, usiamoli, mettiamo di fronte chi di mestiere fa scienza perché si calino su un problema e trovino le soluzioni possibili. È chiaro che poi il territorio darà la sua risposta, però è necessario dar fiato, dar modo di esprimersi a tutte le specialità scientifiche che ci sono. Le grave da questo punto di vista sono un esercizio. Noi siamo diventati oggetto di studio su discussioni mondiali. Abbiamo Francesco da Padova, poi continuiamo, non riusciamo a fare il collegamento con Barato, vediamo, ma non riusciamo a fare il collegamento. Allora prego Francesco. Buongiorno a lei e la sua ospite. Buongiorno. Allora ho sentito, diciamo, non tanto l'aspetto che riguarda il merito, ma mi riferisco al metodo, e per metodo intendo quando la sindaca, diciamo, ha detto noi sindaci facciamo questo, noi sindaci rispondiamo ai cittadini. Allora io credo che la sindaca che ha detto questo sia, per quanto la riguarda, assolutamente in buona fede e credo che lei farà proprio così. Però guardi, non è così per tutti, perché questo tipo di elezioni che ha consegnato ai sindaci, in particolare quelli dei comuni che hanno più di 15.000 abitanti, un potere assoluto con maggioranze schiaccianti che per 5 anni fanno una dittatura nel comune che governano, con l'opposizione che è una mera notaio che serve solo a raccogliere i dati, le proposte di eventuali opposizioni. Chiunque sia il governo, bianchi, rossi o verdi, non cambia nulla. Questo sistema elettorale che ha allontanato i cittadini, perché la sindaca, e lo sa di sicuro, diciamo, avrà visto che ormai chi non si riconosce in nessun partito politico, specialmente quando dopo si va al ballottaggio, riduce la contesa al 10-15% che elegge un signore o una signora che per 5 anni avranno potere assoluto anche di devastare il loro territorio. Ecco, mi sembra di aver detto tutto e anche troppo. La ringrazio, mi scuso se magari sono uscito un po' dal seminato, ma ci tenevo a dire che non tutti i sindaci sono come quella signora. Hai fatto bene a chiamare, dovete fare le proprie riflessioni e le vostre riflessioni, perché siamo qui per questo, per ascoltare anche voi. Prego Sindaco, cosa rispondiamo a Francesco? Non per tutti è così e ha ragione. Prego. Allora, il sistema attuale di attribuzione del numero di consiglieri in seno a un consiglio comunale è degli anni 90, se non sbaglio, di metà anni 90. Il mio è un comune di 6.000 abitanti, quindi non sono sopra i 15.000, però
va detto che effettivamente la maggioranza numerica in un consiglio comunale è massiccia. Teniamo conto, e questo a integrazione di quello che dice l'ascoltatore, che più piccolo è il comune e in proporzione più piccola è la differenza, cioè anzi a supporto di quello che dice l'ascoltatore, più piccola è la differenza, nel senso che essendo, se hai 5 persone e 2 persone, più grande è il comune e più persone ci saranno in consiglio e quindi anche numericamente maggiore sarà la distanza numerica tra la maggioranza e la minoranza. Va detto anche che per le risorse che abbiamo nei nostri territori difficilmente facciamo opere così impattanti e distruttive per un territorio. È vero che il dialogo in un consiglio comunale può essere ampio o ristretto a seconda delle varie sensibilità o degli vari ambiti. Allora sentiamo che sensibilità ha Raffaele Baratto, che non riesce a fare la connessione ma è telefonicamente con noi. Pensate, mi collego con l'Africa, no, siccome qua si fanno le grandi opere, ecco, e non abbiamo neppure la connessione. Baratto, lei è stato anche onorevole, ma si rende conto, mi collego con l'Africa, con l'Australia, con l'America, non riesco a collegarmi con Baratto. Baratto! Ciao Mirella, buongiorno, ciao. Ciao Raffaele. Allora, da che parte sta Raffaele Baratto con questi sindaci che stanno combattendo favorevoli e contrari ai bacini di laminazione? Cosa dice Baratto? Ciao Mirella, intanto grazie dell'invito, mi scuso, saluto il sindaco di Crocetta che... Ecco, neanche il telefono non funziona, siamo ciappai veramente... No. Ciao Mirella, buongiorno, saluto e grazie per l'invito ancora. Saluto il sindaco di Crocetta, che so che è sempre sul pezzo. Pronto? Noi sentiamo benissimo, non so Baratto, ma noi sentiamo benissimo. Prego Baratto. Ti sento. Allora, per cui io credo sia importante l'argomento. Bisogna abbassare il televisore, Baratto. Per fortuna stai in Parlamento, Baratto, abbassare il televisore e parlare solo al telefono. Vai Baratto. Ecco, allora Mirella, intanto mi scuso per questo collegamento improvviso, che ti chiedo scusa. Allora, non so se hai sentito quello che ho detto finora, sì. Allora, ecco, va bene. Allora, so che il sindaco di Crocetta giustamente è sempre sul pezzo per il problema che ho sentito che avete discusso finora. Credo che sia assolutamente importante quello che lei sta facendo insieme a tutti gli altri sindaci. Anche perché credo che per risolvere un problema così importante ci siano sistemi diversi di quelli che sono stati proposti dalla Regione, e quelli che sono stati proposti dai sindaci, che sono il front office dei cittadini, che sono le persone che tutto il giorno sono nel territorio, credo che siano assolutamente importanti. Allora io credo che bisogna seguire quella strada, ascoltando i sindaci, perché ascoltando i sindaci si ascoltano i cittadini. E credo che per risolvere un problema così importante delle Grave del Piave, sia la strada più giusta quella. Io credo che anch'io ho avuto la fortuna di rientrare in Comune a Pederoba e anch'io mi combatterò fino in fondo perché questo problema venga risolto in maniera corretta, giusta, ma soprattutto facendo un progetto che serva veramente nel futuro e non facendo opere faraoniche con costi impossibili che non servono a nessuno. Allora, Baratto, un'altra cosa che volevo chiederle stamattina, prima abbiamo visto Monica Poli, questa guerriera che sta cercando di dare sicurezza ai turisti, alle persone che arrivano a Venezia,
e quello che ha chiesto è la certezza della pena. Passano molti governi, però la certezza non arriva, non cambiano le leggi elettorali, poco, e questa persona veramente ha chiesto, così non si può più andare avanti. Abbiamo un'immagine veramente pessima che diamo al turista quando arriva a Venezia, ma non solo a Venezia, quando arriva a Roma, a Napoli, a Milano, continuamente non fanno neppure tempo di scendere dall'aereo o dal treno, che sono borseggiati. Ma prima si diceva, Baratto, una volta qualcuno mi dice davano la colpa alla sinistra, troppo buonisti. Adesso c'è la destra, qualcuno dice destra, però le cose non cambiano, anzi molti dicono sono peggiorate. Lei cosa dice? Lei è stato anche in Parlamento, ma possibile che la sicurezza dei cittadini a 360 gradi non interessa a nessuno? Possibile che questa certezza della pena nessuno vuole prenderla in mano e farla veramente eseguire? Prego Baratto. No, io credo che assolutamente il cittadino vada tutelato, anche perché noi abbiamo un paese che è meraviglioso, abbiamo delle città uniche al mondo, per cui dobbiamo, e soprattutto il turismo che dobbiamo potenziare sempre di più, agevolando chi fa turismo, però dobbiamo sicuramente in primis mettere in sicurezza i cittadini. Allora io credo che bisogna assolutamente che lo Stato, il governo, il Parlamento diano delle certezze per i cittadini e per chi fa questo mestiere, per cui chi viene nei nostri territori deve assolutamente essere in sicurezza, anche perché se noi non prendiamo una strada assolutamente giusta, vedremo che la gente sbanda sempre di più. Vediamo anche le baby gang, tutte queste cose che ultimamente stiamo vedendo sempre di più. Baratto, è vero che vediamo le baby gang, ma abbiamo visto anche le risse in Parlamento. Le sembra che sia un'immagine veramente confortante? Questi sono padri di famiglia, mariti, compagni, e noi continuiamo a dire le baby gang, perché loro gang sono? Prego Baratto. No, ma io non voglio giustificare nessuno, stavo arrivando proprio a questo. Per cui chi siede su certi tavoli, chi siede su certe sulle famose carreghe, come ti piace dir te Mirella, ci piace dirlo, ok? Devono dare l'esempio. Sicuramente l'esempio che viene dato quando vengono fatte certe risse, soprattutto all'interno delle istituzioni, non sono un esempio sicuramente buono per la nostra comunità, ma soprattutto per i nostri giovani. Allora io credo che sicuramente bisogna creare delle regole certe, delle leggi sicuramente che puniscono chi sbaglia, che puniscono chi crea violenza sugli altri, soprattutto sulle persone, ma anche sulle nostre bellezze, sui musei, perché noi abbiamo delle città fantastiche che sono dei musei a cielo aperto. Io capisco che magari qualcuno non è d'accordo su quello che fa qualcun altro, ma sicuramente non è buono andare a verniciare magari strutture, andare a verniciare i nostri musei, perché quello sicuramente è un brutto esempio verso il mondo. Allora io credo che bisogna assolutamente riallacciare un rapporto con il cittadino sicuramente buono, ma sicuramente dare delle certezze ai nostri cittadini, per cui bisogna assolutamente che lo Stato dia delle direttive giuste con delle pene assolutamente certe, magari brevi, ok, ma certe. Questo è importante. Ma più che lo Stato io direi i governi che fino adesso non si sono occupati di questo. Cioè, lo Stato siamo noi che subiamo, il governo dovrebbe legiferare nella maniera giusta, però noi abbiamo due rappresentanti, sia Marianella Tolmena che era della Lega, non so, è ancora della Lega? Sì, sempre Lega, ha detto no, vogliamo anche capire perché non si sa mai, perché abbiamo visto tante cose quando cambiano questi governi e nuove elezioni, e anche Baratto di partiti importanti. Ma ragazzi, le persone che sono a casa, voi rappresentate dei partiti importanti che sono al governo da tanti anni, perché parole, ma la gente ha bisogno di fatti, ha bisogno di uscire in sicurezza. Non possiamo vedere un parlamentare che esce con 8 persone di scorta e noi cittadini siamo con le spalle al muro perché non troviamo neppure un vigile. Capisce che questo dà molta fastidio, magari ti muoiono neanche chi sei perché non li conoscono, perché questa è la verità, però loro girano, per carità, la scorta viene assegnata perché sono in pericolo, e noi cosa siamo? Noi non siamo in pericolo? Prego, Sindaca.
Io adesso ascoltando questo argomento, prima lo vedevo nel divano della sala d'aspetto ma non c'era l'audio, però ho intuito così l'argomento. Io ho provato l'esperienza nel periodo che va sempre dal cambio dell'orario invernale fino a Natale. Non so se anche da altre parti, ma nelle nostre zone ci sono i furti con una periodicità che è neanche giornaliera, cioè, sappiamo, prendono addirittura vie e le fanno tutte, prendono. Allora in questa situazione tu dici bisogna mettere telecamere, bisogna chiudere le porte, bisogna stare attenti, dobbiamo controllarci tra di noi, fare il passaparola, cioè tutto quello che c'è va bene. Le forze dell'ordine che poveri hanno usato ogni mezzo a loro disposizione, perché veramente io continuo sempre a dire che ai carabinieri bisognerebbe fare un monumento in ogni paese, perché veramente. Però se per caso si riesce a prendere il malvivente che ti ruba in casa, viene immediatamente liberato, torna a casa prima del carabiniere. Quindi c'è qualcosa che deve essere cambiato. Allora, quella volta che succede a Crocetta magari non succede a Vicenza, se succede perché prendono delle aree, ma in realtà di fondo c'è un problema che per determinati, come si dice, malefatte, non so come dire, per i furti, non c'è un intervento che ti toglie dal territorio quella persona là. Perché Baratto, sentiamo come commenta Baratto. No, sono pienamente d'accordo con quello che sta dicendo Marianella Tolmena, perché assolutamente le forze dell'ordine bisogna dargli atto per il lavoro che stanno facendo nei territori. Sicuramente bisogna, come dicevi anche te un attimo fa, mettere che i governi, in questo caso speriamo che questo governo di centrodestra faccia qualcosa di importante dove tutela il cittadino e dove dà sicuramente più forza alle forze dell'ordine, senza che queste forze dell'ordine si sentono magari qualche volta preso anche in giro, perché come diceva giustamente il sindaco, rischi che magari tornino a casa prima chi ha commesso il furto che i carabinieri in caserma, e questa credo che sia assolutamente una follia umana. Noi dobbiamo dare un segnale importante, altrimenti i cittadini non si sentono sicuri e non possono sicuramente dare un parere positivo verso la politica. Ecco perché alle volte non si capisce perché la gente non va più a votare, ma si capisce se si fa un ragionamento logico, perché la gente dice ma va a votare per far cosa? Per cui la politica deve far vedere che qualcosa sta cambiando, altrimenti la gente non ha più fiducia. Senta Baratto, lei è assessore ai lavori pubblici e urbanistica, questa parola magica che darebbe veramente in là anche ai sindaci per capire dove costruire, cosa fare, è molto importante. Molti sindaci se la tengono anche se non sono competenti, perché urbanistica vuol dire piani regolatori e qua e là diciamo tutto a 360 gradi. Ecco, lei cosa dice Baratto? Ecco, questi interventi veramente che sono stati fatti nel nostro territorio, siamo la regione più cementificata, non c'è niente da dire perché i numeri sono numeri, però si continua a parlare di cemento e non si continua a parlare invece di quello che serve, ecco, risposte ai cittadini che sono ben altre. Ieri avevo il sindaco, che anche lei, un nuovo sindaco di Codognè, che ha detto a me interessa invece parlare di sanità e dei medici di famiglia, soprattutto come primo obiettivo. Ecco, questa è la risposta che io devo dare a quelle persone che mi hanno votato, perché c'è questa carenza. Ma ormai siamo agli sgoccioli con tutto, fa acqua da tutte le parti, scuola, strade, sanità. Ma cosa sta succedendo in questo paese meraviglioso? Eravamo la quarta potenza mondiale, la quarta, e adesso siamo carenti di tutto. Abbiamo svenduto il paese a chiunque offrisse qualcosa in Dio denaro. Questo è quello che è successo. Prego Baratto. Sì, io credo che parlando, sicuramente il sindaco di Codognè ha toccato un argomento molto molto importante, come dicevi. Credo che però a livello urbanistico bisogna recuperare i nostri centri storici, altrimenti rischieremo
che i nostri paesi vengano davvero dei dormitori, e questo non possiamo sicuramente permetterselo. Ci sono varie problematiche oggi, c'è quest'era glaciale della natalità, per cui c'è anche questo problema, però credo che la politica abbia assolutamente il dovere di cercare di recuperare quello che purtroppo è stato perso e abbandonato nel passato. Io credo che sia importante sia a livello centrale sia a livello di periferia trovare sintonie molto importanti per cercare di rifar rinascere i nostri territori, i nostri paesi, che sono dei luoghi meravigliosi, e sostenere soprattutto le imprese, che sono sicuramente parte del nostro tessuto, che restino qui nei nostri territori creando posti di lavoro, così la gente può anche investire nei nostri territori. Credo che bisogna fare una cosa molto importante, ma lavorando tutti insieme, ma da subito, perché siamo già in ritardo, non possiamo lasciar perdere che no, in un paese ritardo, in importante... super ritardo. Allora ringrazio veramente Raffaele Baratto di essere stato con noi, spero la prossima volta con una connessione migliore, speriamo. Guarda, vengo in studio così... Ecco, perfetto, così non sbagliamo. Allora sentiamo come ci saluta anche Marianella Tormena. Con questo facciamo vedere anche la locandina di questo convegno, perché riguarda i cittadini, dobbiamo essere informati, capire cosa sta succedendo, perché sindaca, il politico passa, ma i danni poi ce li ciucciamo noi, siamo noi che paghiamo poi i danni se verranno fatti. Prego, come ci saluta sindaca? Beh, io intanto vi ringrazio per l'interessamento verso il fiume, perché in realtà il problema che noi viviamo sulle casse è riduttivo pensare e parlare solo di quel puntino là, sui 200 e passa chilometri del fiume. È solo guardandolo tutto assieme, è solo aggiustandolo, posso usare un termine forse così da manutentore, però in realtà è così, solo rimediando alle criticità che ha da cima in fondo si riesce ad evitare scempi come quello che sta succedendo da noi, e io continuo a pensare che comunque sia è difficile che non passiamo attraverso uno scempio ambientale in un contesto del genere, però è proprio una visione completa del territorio che dà, del fiume, che dà la soluzione. E noi vogliamo sentire tutte le campane. Per cui il titolo del convegno SOS Territorio, ma il fiume Piave, è proprio la chiave della soluzione. Mirella, dando quel titolo là, hai dato infatti ci pensavo venendo qua, ha dato la soluzione magari con un flash, ma è proprio così, è il fiume da guardare. E con queste parole salutiamo anche la sindaca Marianella Tormena, Raffaele Baratto, e noi adesso leggeremo la Costituzione, e poi della Costituzione queste testimonianze dei superstiti del Vajont, perché questo non accada più, ma come ha detto qualcuno, speriamo non ci resta altro. E siamo arrivati alla Costituzione, anche questo sabato termina. Abbiamo avuto tante emozioni in questo mese bisestile, anno bisesto, anno funesto, io ho proprio ragione, i nostri vecchi non sbagliava mai, più funesto di questo. Però si va avanti, bisogna essere ottimisti, e allora noi leggiamo la Costituzione. Allora, la regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere 1, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, la legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata. Chi è che ci ha mai detto niente? Cosa hanno fatto? Cosa hanno proposto?
Noi non sappiamo mai niente. Però adesso continuiamo a leggere le testimonianze del caso Vajont, psicologia dell'emergenza, perché qui veramente siamo in emergenza e qualcuno non l'ha ancora capito. Noi questa sera faremo questo incontro, parleremo SOS territorio per capire le fragilità, perché il territorio è di tutti, bisogna anche conoscere, parlare, discutere, confrontarsi, poi ognuno fa le proprie riflessioni. Perciò io direi veramente che è importante anche iniziare a parlare tra di noi, a confrontarci, ma senza litigare. Ognuno fa le proprie riflessioni, ma almeno conosce di cosa si sta discutendo, visto che si spenderanno milioni e milioni per fare questi bacini di laminazione. Allora, Belluno. Forse i grandi che leggevano i giornali e quindi sapevano delle polemiche, degli incidenti che c'erano stati, sicuramente più in allerta di noi. Io dal mio mondo di fiabe che mi impediva di vedere e leggere i giornali, avevo un'unica certezza. Se ci fosse stato pericolo, nostro padre non ci avrebbe fatto rimanere a Longarone a morire come topi. Ero arrivata qua. Arriviamo a quel 9 ottobre. Mio padre faceva il turno dalle 14 alle 22 alla centrale di Gardone. La mamma lavorava all'albergo Marina e, ogni volta che aveva terminato il turno, si faceva trovare fuori poco prima che lui andasse a prendere. In casa c'eravamo io ancora alzata in cucina, Leila che era nella cameretta all'ultimo piano dove avrei dovuto andare a dormire anch'io, Micaela e Giancarlo erano invece nella camera dei miei genitori. Micaela aveva un lettino ai piedi del letto matrimoniale e Giancarlo dormiva nel lettone con loro. Non so quali ore fossero, ma ad un certo punto della serata mancò la luce ed io andai in camera da loro per controllare se Giancarlo stesse dormendo e per portare via con me il gatto Poldo, che era solito dormirgli sul cuscino. In realtà non ricordo se Micaela in quel momento stesse dormendo, ma so che aveva un pigiama rosa e grigio a grosse righe che le aveva regalato la zia Lisetta da Torino. La camera aveva un grosso armadio tra il letto e il comodino e nel girarmi per andare dal lato opposto del letto sentii un gran vento che frantumò tutti i vetri. Poi vidi un gran buco nel pavimento e questa grandissima forza che mi spingeva dentro. Subito dopo una grande botta, il mio pensiero che diceva «Proteggiti i denti», poi buio completo. Giancarlo, mio fratello, non vuole mai parlare del Vajont, non è mai andato in cimitero. Non bisogna neppure azzardarsi di dirgli che è di Longarone, perché si rifiuta di ammetterlo. Ora abita a Belluno, ma lavora a Longarone. Io non so come faccia a passarci ogni giorno. Non vuole, inoltre, che si parli di nostra mamma, di mio papà. Non vuole sentire parlare di niente e di nessuno che riguardi il passato di Longarone. È come se fosse nato sotto un fungo. In verità lo capisco, anche per me è stato difficile cominciare a parlare. Io mi sono ritrovata in posizione verticale sotto le macerie, mentre mia sorella Micaela e Giancarlo erano rimasti sotto pochi metri da me. Avevo un piede completamente bloccato dalle macerie e cercavo di muovermi per tir fuori mio fratello. Lui era coperto e protetto da una specie di capannetta di ferro. Non so cosa fosse, non vedevo bene, era buio. So solo che cercavo di prenderlo per portarlo vicino a me. Micaela invece era sepolta dalle macerie. Aveva solo un braccio e una gamba fuori che muoveva continuamente. Salvarono prima loro e poi me perché erano più piccoli. A quel tempo io ero alta come sono adesso e poi ero in piedi in parte fuori dalle macerie. Hanno dovuto scavare a mani nude. Mi dicevano, adesso ti tocchiamo le gambe, ma sentivo che fra loro dicevano, queste le gambe forse non ce le ha più. Io continuavo a cercare di muovere il piede e gli rispondevo, io le gambe ce le ho, muovo anche il piede sotto. Non mi rendevo conto che più tentavo di muovere il piede, più creavo problemi alla frattura che avevo. Dopo un tempo lunghissimo mi sentii tirar fuori da quella specie di bara e fui portata in barella da militari, credo, legata su quella cucetta con quella luce azzurra che girava ed io non avevo più pensieri per nessuno, neanche per me stessa, solo una grande debolezza e sonno. Fui ricoverata a Pieve di Cadore. Per 3 giorni mi saturarono le ferite che avevo al mento, poi guardarono il piede e decisero che era da tagliare.
L'unica cosa che potevano fare, dato che mi trovavo presso una clinica di maternità e non avevano quindi l'attrezzatura adatta. Mi infilarono una camicia da notte. Il bello incominciò quando la tolsero e con quella venne via anche un po' di pelle della spalla che nel frattempo si era attaccata. Scoprirono quindi che la botta in testa mi aveva causato una specie di paresi sul lato sinistro del viso e che avevo un taglio sul capo di almeno 10 punti. Dopo 3 giorni fui portata a Caudovilla. Là per fortuna c'era il professor Colombazzi che mi disse: sei una ragazza giovane, vedrai che riusciremo a salvarti il piede. A Caudovilla si accorsero della ferita che avevo in testa, un bel 7. Ferita di cui non si erano accorti a Pieve e che era la causa probabilmente di una specie di paresi al viso. Mi mancavano tutti i denti davanti, non capivo quanti anni avevo, ero un mostro. Rimasi 6 mesi al Caudovilla, l'ospedale di Cortina. Mi dimisero, non perché non avessi più bisogno di cure, ma perché questa era la legge. Al piede mi operarono 2 volte, oltre a farmi poi una plastica per chiudere la ferita. A Belluno andai ad abitare assieme a Micaele, Giancarlo e Annalisa da una zia. Rispetto a me, a Giancarlo andò un po' meglio. Ebbe varie escoriazioni e una gamba rotta. A Pieve gli ingessarono addirittura quella buona e lui camminò per 15 giorni con la gamba rotta. Comunque non ebbe conseguenze fisiche. Micaela fu ricoverata con un buco nel polmone o una roba del genere. Presumo che la nostra salvezza fu trovarsi, stranamente, tutti quanti nella stessa stanza. Ci hanno trovato tutti e 3 insieme, infatti, io, Micaela e Giancarlo. Forse Micaela non se lo ricorda, ma quando ci trovarono lei continuava a dire: non ti muovere, tanto tu sei morta, aspetta che tirino fuori Giancarlo. Non riuscii mai ad accettare di aver potuto dire questa frase a mia sorella. Mi sono sentita in colpa per anni, non ho mai capito perché la dissi. Forse per me era più importante mio fratello, perché era il primo maschio dopo 4 femmine e quindi su mio fratello ruotava tutta la famiglia. Io con questo mi fermo, leggeremo sabato prossimo la continuazione. Io spero che questi incontri, queste letture che facciamo servano a far capire a molti politici che devono cambiare pagina, che devono avere rispetto dell'ambiente, delle persone, perché dopo alla fine muoiono sempre persone che non c'entrano niente e questo fa molto pensare e riflettere, forse è il caso veramente di riflettere. Ciao, buona domenica a tutti.